Sono due. E sono Tarae. Ok, allora. Je suis prompt. Ok, allora. Ma se non viene Sir, no? Gli tolgo il moderatore. Lo faccio venire domani che non è più moderatore. Allora, qui siamo pronti. Iniziamo a caricare il salvataggio. Allora, l'ultimo salvataggio è questo qua. Parco di Far Away. Non ho avuto neanche il tempo di vedere il fatto del codice. E c'è quell'albero che si muove. Allora, vediamo se è cambiato qualcosa almeno. Non interagisco con niente, però ci possiamo muovere. Facciamo due passi nel parco. Un po' di musichetta. Allora, penso che qui già siamo ricchi. Va bene. Quanti soldini? Abbiamo 52. Non male. Allora, Allora, tu intanto mi salve. dici più 52, cioè io entro e tu dici 52, tu lo sai che io ho dei problemi con certe cose e tu dici 52, cioè io non so. Cioè, che lei è proprio con me ho fatto, allora non posso dire. Va bene, Gianmarco, siedi di qua stasera, mettiti tu a posto. mano, non posso. Vabbè, È solo con vero, la mano. lui non può essere con la mano. Si sono anche coalizzati, che bello. Guarda che bello, guarda, sono... Settoni, io stavo solo facendo una passeggiata nel parco e non parlo con nessuno, non vado vicino all'albero, non faccio niente. Quello che devo fare in realtà, mi sono buttato per sbaglio, sono buttato, no, ok, perfetto. No, non ti preoccupare, vai. È andare a fare le ripetizioni di matematica e grammatica. Vi Secondo ricordate? viale, zona destra, i lavori aggiuntivi che abbiamo preso. Bravissimo, Sì. Allora, bravissimo. l'albero non lo Comunque, tocchiamo, l'albero che si non muove. lo tocchiamo, però forse oggi riusciremo a interagirci. Forse. È che lo forse che mi preoccupa a me. Però va bene. Allora, era di qua. Sembra che era la seconda e la terza casa. Le penultime, credo. Credo, sì. Allora, aspetta. Salve. Lei è? Donna con gli occhiali rossi. Aspetta che vi racconti una storia. Stavo tornando a casa dopo aver fatto acquisti da Fixit, no? Quando, guardando dentro la busta, con mio grande sconcerto, mi sono accorta di aver perso le mie nuovissime cesoie. Sì, le cesoie avevano bucato la busta. Mi sono sentita veramente sciocca. Potresti aiutarmi a ritrovarle? Dovrebbero essere qui in giro. Vabbè. Allora, noi vediamo prima È il se la momento di porta è cercare questa. le cesoie. Ma c'è un coniglio spaziale. Non sparisce, Proprio lui. come sempre. Allora, oh, sono apparse delle cesoie. Io ero un po' cieca se non le vede da là, però va bene. Allora, Eccolo. aspetta, sposto il cursore. Ah, ok, comunque non si vede in live, ok. Allora, No, non si vede. signora, hai dato le cesoie a donna con gli occhiali rossi. Grazie, ragazzi. In futuro cercherò di non fare un errore così sciocco. Sapete, oggigiorno è così raro vedere dei ragazzi aiutare degli sconosciuti. Sentitevi liberi di passare a casa quando volete. Sarete sempre i benvenuti. Signore, se lei ci fa un invito È così, il un bicchiere momento di d'acqua. esplorare la casa di questa signora adesso, mi Ecco, sa. ecco. Andiamo, vai. Che dicevi, andatevene da qua. Allora, bella casa, signora. Sono tutti Libreria, molto ricchi in questa città, comunque. una pila di giornali e riviste. C'è un camino con delle foto sopra. TV. Non c'è un cazzo. Ah, ma Pila c'è di una cosa giornali. importantissima che non vi ho fatto fare nello scorso episodio. Dica. Dica, Duca. No, ve lo farò fare dopo, però Ah, va bene. importante.
Spero di ricordarmelo. Qualcuno ha lasciato aperta la sua agenda. Le parole Kim e Vance sono scritte nelle pagine della scorsa settimana. Mm. Un dettaglio così non può essere buttato tanto per Perché una tu non ti ricordi scarpiera. chi è Vance? Questo esatto momento no, professore. È il mostrone fatto di caramelle nel mondo dei sogni. Il mostrone fatto di caramelle. Sì, quello verde che gioca a Tetherball. Quello grosso. Ah, ok, ok. Che Era c'ha le quello caramelle là. sulla schiena. Ok. E Kim era l'altro? No, era Michael, era, non mi ricordo come si chiama. Michael No. era l'altro, no. Michael, non so come fai a ricordarti Michael, stellina d'oro per te. Quando mai? Quando mai? Quando mai? Quando mai? Vedi? Vabbè. E se non mi sbaglio No. si chiamava anche lei Kim, se non mi sbaglio, sì. Kim forse, era sì. Sì, anche il dinosaurino si Pane. chiamava Kim. Frigorifero. Sì, apri tutto, dai. Avocado, uova, mirtilli e pompelmi. Non mangiano altro in questa casa, no? Ok. Mm. Salve. Volendo fare una battuta, sembra un po' l'inizio di un porno. Due ragazzi entrano in casa dopo Sì, che- sì, entrate, sì. Allora, la signora fa Ma yoga. Miyagi, è il dojo di Miyagi. Tappetino da yoga. Tappetino da yoga. Lo yoga è un ottimo modo per rafforzare la connessione tra il tuo corpo e il tuo spirito. O almeno questo è quello che mamma ti ha detto una volta. Quindi questa signora ha una stanza per fare yoga. Questo vuol dire essere Ok. ricchi. Mm. Avere il tappetino per fare yoga è da ricchi. No, avere una stanza solo per fare yoga da ricchi. Ah no, perché il tappetino ce l'ho, hai capito? Mi stavo un attimo... No, niente. Dico Vabbè. proprio una stanza in casa solo per... Un Allora, tappeto io e sono quattro- davanti alla signora, io ci parlo. Ci Zac, conversi. Zac, zac, zac. Oh, salve ragazzi. Non mi aspettavo di vedervi così presto. Guardate qua. Il mio hobby preferito è prendermi cura di questi bonsai. Mi aiuta a alleviare lo stress. Dopodiché andrò a preparare la cena per i miei figli, Ok. Kim e Vance. Farebbero meglio a non tardare di nuovo. Altrimenti... Zac, 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 zac. C'è un problema. Vabbè. Queste sono minacce. Quindi possiamo entrare nella stanza dei ragazzi. Questa è la stanza della mamma, credo. Sì. C'è un libro aperto sul tavolo. Il bonsai deve essere potato regolarmente perché mantenga la forma. Tutti i bonsai crescono con velocità diverse, quindi è necessario valutare il tasso di crescita di ogni albero e regolare il taglio in maniera adatta. Ora sapete, se volete un bonsai, questa informazione aggiuntiva. Assolutamente, Io mi fido di più del maestro Miyagi. sempre. Mi fido più Vai di lui. pensando. Allora, Comunque è letteralmente la casa di Omori. È la Sì, stessa disposizione di tutto. asciugamani, uno specchio. Non ti puoi specchiare e Kel non ti segue in bagno. Questa è una cosa positiva. Infatti sì, è una cosa, vabbè, tra amici, cioè può stare, io piscio, quello si Succede. lava le mani, stica. No, è bello come la signora ha detto entrate in casa e noi stiamo entrando nelle stanze, cicciamo le mani ovunque. Sì, Va bene, tutto. va bene, va bene. E questa è la stanza dei ragazzi. Con un letto. Esatto. No, sono due. Non Sono avevo due. visto quello blu, scusate. Attenzione. Ok, Attenzione. Vance è la tipa con i capelli rosa E e Kim è Aubrey. quella a sinistra. Quella con i capelli rosa è Aubrey. Ma Ah, è no. Aubrey. E Aubrey, l'ho ok. detto, L'abbiamo maestro. visto Maestro. nello scorso episodio. No, mi ricordavo, però Vance non ho mai visto come è fatta la versione umana, quindi pensavo potesse essere quello. Io ho visto solo il mostro. Poi scusami, questa Kim non è effettivamente Ah no, scusatemi, il mostro che lei sarebbe nel mondo del parco giochi è Berly. Ah, Barry, ecco, allora vedi, ok, Perché- ok, Master. Perché ok. il nome molto più comune con cui ovviamente si chiamano le Kim è Kimberly, non è Kim e È basta. vero, va. Kim Quindi- Barry, è bellissimo. Tutti la chiamano Kim e nel mondo lei è Berly.
Le Berli, ci sta. Ok, Allora, perfetto, penso che perfetto. possiamo uscire, non c'è più niente da vedere, ti trovi? No, no, non c'è No, più che niente cazzo. E da quindi vedere. Master, Ok. scusami, mo Vance chi cazzo era? Adesso vedrai chi è Vance. Vance si chiama Ok. così anche nel mondo dei sogni. Allora. Perché non mi ricordo la Insomma, skin, mo. Siamo qua. Ok. Salve. Sopracciglia folte. Buongiorno. Che posso fare per voi? Gli abbiamo dato il volantino. Ah, dovete essere i nuovi tutor di Joy. Ma no, Joy chi era? Il piccoletto? Era? Mm, Coso Oh, piccolo? non Joy ho tempo per un colloquio. è l'amico di Yugi. Ma Saprete non la credo che grammatica di quello seconda Quello elementare? No, nero. entrate Ho pure. capito, ma non credo che mo sia lui. Ah, beh, scusate, c'è ragione. Allora, questa è un'altra casina. Vabbè. C'è un giornale. Niente, pensavo Un dicesse qualche giornale. notizia. Joy dovrebbe essere in Quello è un camera sua. altarino, Sì, però. posso Tra l'altro esaminarlo? sembra l'altarino che c'è uscito con l'evento What the Fuck. Sì. Mhm. Quindi forse gli eventi What the Fuck potrebbero centrare con quello che succede realmente nel mondo. Così come Sunny vede cose del mondo di Omori, Omori a sua volta può vedere tramite questa cosa del what the fuck, oppure se Cioè, momenti di qualcosa lucidità, del... di Sì, ricordi della realtà. sta fresca. Bella teoria, bella teoria. Stelline d'oro entrambi. A posto. Anche oggi ce la siamo meritata. No, stavo pensando un attimo qua alla cucina. È una Comunque bella tutte le cucina. case sembrano quelle di Omori. Sì. Riso, fagiolini e un sacco di ravioli. Pure questi ingredienti non credo siano casuali. Non so perché, secondo me c'è qualche easter egg dentro questa cosa degli ingredienti, forse. Perché può Una foto di essere? uno sconosciuto. Per noi è uno sconosciuto. Per noi è uno sconosciuto, sì. Sì. Ricorda che dal punto di vista di Telefono Omori. fisso, Sì. tazza vuota. Una lingua che non capisci? Quella è la seconda casa che ha riferimenti orientali. Infatti, non voglio dire, ma probabilmente sono orientali. Orientali. Non voglio... Però c'erano i ravioli, le cose, mi venivano in mente. Eh effetti. sì. Però anche a me Però- piacciono i ravioli, sono buoni. Salve bambina. Oddio. Ok, questo è Joy. Buongiorno. Buongiorno, Ah, sono Joy è Joy. quello. Ho capito chi è. Ho capito, Joy era Piacere quella di lì del conoscervi. puzzle. Lei era quella dei Sì, fiorellini no. del puzzle floreale. Sì. In È lei. realtà la ragazzina, io mi ricordo benissimo come si chiama Daisy. Mm. E forse la sorella. Perché ti dà una margherita. È vero, quando perché completi Margherita e Daisy. la Però quest. Joy io mi ricordo qualcosa legato a questa cosa qua. Vabbè, ma andiamo avanti, Master. Ma Avanti. che la sorella è che è morta per qualche Magari sì. motivo? Magari sì. Immagino siete i miei nuovi tutor. Iniziamo subito? Certo. Assolutamente. Si è messo in un angolo così in punizione. No, Kel, non hai sentito il sound effect, si è messo a suonare la chitarra. Appunto, il problema è quello. Come studia questa se quello suona? Madonna mia. Madonna. Ho difficoltà con questi esercizi. Questo esercizio mi sta dando un po' di problemi. Vabbè. La penna è... Ma addirittura scegli al caso. No, vabbè, sul No, dai, tavolo. sul. Oh, ok, Ok. capisco. Cosa dici questo invece? Nella frase, leggi il libro silenziosamente. Cos'è silenziosamente? Cos'è? Un aggettivo. Bravo. Sì, che avverbio non Credo. può essere preposizione. non Come può il essere in libro realtà. silenziosamente. Legge il libro silenziosamente. No, Sì, è sì, no, aggettivo, sì, è sì, aggettivo. aggettivo. È È un aggettivo aggettivo. perché non è un avverbio, non è un Ah, verbo. Mm. I verbi sono i Ma- verbi. Ma Ma? Non sarà la bigola giusta? Ah, ho capito. Stai mettendo alla prova. avevamo sbagliato. Quindi non so... Scusate, ragazzi. Vabbè. no, ma noi l'abbiamo fatto per vedere se lei sapeva. Sì, sì, ovviamente. No, ma anche se la chat lo sapeva. Siamo ignoranti, a noi piace così. Ecco, via. Esatto.
quando dobbiamo fare le live parlando delle varie cose che succedono, cancella questo VOD. No, Allora, abbiamo 3 risposte. Le melanzane sono più buone quando cucinate. No, Rispetto al tofu ha un sapore più migliore. no. Le verdure dal sapore migliore sono le melanzane. Direi E io che direi C. che è la C. io direi che è la C. Beh. Non per quel più migliore che... vabbè. Sì. Ehi Joy, come sta Allora. andando? State facendo un po' lavoro? No, vedo che hai finito tutti i compiti di oggi. Complimenti, dovreste prendere in considerazione il tutoraggio come lavoro. Eccovi la paga. Hai ottenuto $20 per il tuo duro lavoro. È a posto. Se va, Grande. tornate pure domani. Minchia, $20 per dare 3 risposte è buono. Dobbiamo andare a fare anche l'altro che era di grammatica. Cioè di Allora. matematica. Aspettate. Papà è diventato molto severo con me da quando il fratellone Michael ha smesso di andare a Eccolo scuola qua. per diventare un musicista. Eccolo qua. A volte suona la chitarra nella piazza di Faraway. Ok. Quello all'ingresso Era quello là lì che ci ha suona chiesto dei Pizza. soldi. Sì. Ok. È davvero bravo. Quindi, e allora a questo punto il santino è la mamma. C'è un Logica vecchio potrebbe. cappello sopra questo letto. Mm. Guardaroba. Non mi ricordo se Michael nel mondo di Omori aveva un cappello nel caso in testa. Questo letto sembra decente, ma le lenzuola scalderebbero troppo per i tuoi gusti. Gli daresti 6 su 10. Tutti sì. i letti hanno una valutazione comunque. Ma tu che dici? No, non si Sì. può fare su questo. Allora, aspetta. Vediamo la aspetta. stanza del padre subito, dai. Sì. Un perfetto equilibrio di solidità e morbidezza, ma le lenzuola sembrano poco confortevoli. Gli daresti un 6 su 10. Questo letto è abbastanza grande e le lenzuola sono Eccolo. adeguate, ma puzza un po' di muffa. Gli daresti un Questo è il 5 su letto 10. della Se... moglie, era. Io però non mi sto trovando su una cosa, visto che lo stile delle case è Mm. quasi lo stesso. Mhm. Sembra strano che qua non ci sia una porta. E qua non c'è. Mm. Più che altro Bella osservazione. sarei curioso di sapere perché i letti erano divisi in camera dei genitori. Forse erano separati in casa? Secondo me in questa Magari. cittadina non è che se la passano tutti tanto bene. Mm. Allora, c'è un In realtà- cappello. È anche questo mondo dei sogni ed è tutto in realtà una grandissima tortura. Sì. Magari È sì. tipo Silent Hill questo. Nonna, 3 minuti. Salve nonna. Nonna bionda. Cough. 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 Scusatemi. Ma sembrate delle persone per bene. Assolutamente. Posso chiedervi un favore? Dovevo andare in Eccomi. farmacia a prendere le medicine, le mie medicine settimanali, ma adesso sto poco bene. Di solito mando mia figlia Charlene, ma ora non è a casa. Sareste così gentili da andarci al posto mio? Sì, nonna. Mi basterà parlare con l'uomo al bancone in farmacia. Gianmarco, andiamo da Gianmarco. A Eccomi posto. qua. Andiamo da Gianmarco. Una ricetta e una carta d'identità. Mi serve il Allora. codice fiscale. Allora, Se no non di si stampa corsa, niente. di corsa, farmacia. In corsa Farmacia. farmacia. E mentre ci siamo ci fermiamo anche da Hobbiz perché vi devo far comprare una... Ce l'abbiamo ancora dei soldi? Sì. Abbiamo $72 abbiamo. Abbiamo $72. Allora, aspetta, compriamo prima il dovere. Senso. Prima il dovere e poi il piacere. Andiamo prima alla farmacia. Ma ci stai nel supermercato? Sì, qua a sinistra. No. Siamo andati Bravo. l'altra volta. E quello è Gianmarco dietro al bancone. Vabbè. Salve. No, questo lo devi fare tu. Scusami. Salve signor, come vi posso aiutare? Ho dato la ricetta e la carta d'identità. Ah, siete qui per ritirare DPC? Va bene. So perfettamente per chi sono, ve li prendo subito. Voglio... Era proprio a caladra. Non succede così. Ok, bello, sì. È un po' Sì. parafrasato. Faccio la crema per le emorroidi, dai. Dai, crema per le emorroidi, ecco qua. Medicina della nonna. State prendendo le medicine al posto di sua figlia. Normalmente non darei farmaci al primo che passa.
Ma faccio un'eccezione per la signora, visto che non può venire di persona. Noi ci abbiamo il corriere, però vabbè. Siete stati molto gentili. Buona giornata, arrivederci. Se vi servono i nuovi cerotti appena arrivati alla mucchina, venite da me. Dai. Allora, però aspetta, questo qua non mi ricordo se l'ho esaminato la volta scorsa, ma vabbè, non c'è niente. Quello è Ok. quando il mio collega è andato un mese in ferie. Ah, ok, c'era la guarda qua, postazione vuota. metto sopra, ritorno nella stanza. Sopra ci sono i cartelloni con scritto farmaci. Consultazione e farmaci. Guarda che roba, bravi, bravi, bravi. Ho fatto sia il bancone Complimenti. per la consultazione e poi dietro dove sto io. Il reparto Gianmarco. Esatto. Allora, quindi ci fermiamo Da prima di Hobbit. tornare là. Ok, fatto. Comunque c'è una cosa molto importante che una volta ha detto Mano, che è... Mm. Ma c'è un collegamento tra i due mondi palesemente. Da dove cazzo esce fuori Plutone? Mi ricordo che c'era questa cosa. Vai dal ragazzone al bancone e parlaci. Ehi campioni! Ve lo chiedo tanto per sfizio, ma Oh, sareste no. interessati a comprare l'ultimo Tamasasso? È lui. Normalmente lo venderei a 25. Ma No. sembrate fatti l'uno per l'altro. Quindi ve lo venderò a 10. Oh. Sì, sì. Compra. Eccellente. Compra. Tu e il tuo Tamasasso siete una bella coppia. Prenditi cura. Prendetevi cura di... Tamasasso. Hai ottenuto un Tamasasso. Ehi, aspetta un secondo, Sunny. Quello che hai appena comprato è un Tamasasso? Wow, Dimentichiamoci il non ci Tamagotchi. posso credere. L'ultima volta che ci abbiamo giocato è stato tanto tempo fa. Forse non ci crederai, ma ho ancora il mio Eccolo. qui con me. Eccolo qui. Che strana coincidenza, eh? Ehi, ho un'idea. Perché non ci sfidiamo a Tamassassi? Ti ricordi ancora come si gioca, vero? No. No. Ah, non preoccuparti. Anche se non ti ricordi, è molto semplice. Capirai in un attimo. E ora scontriamoci! Battaglia. Siete Siete pronti? pronti per lo Lo scontro? scontro? Are you ready? Eccolo lui! qua. No, mi ricorda la Pocket Station. Eccola. Allora. Carta forbici sasso. Ho Allora, capito, ma lui c'ha 6 di vita, però. Le percentuali danno vincente spesso le forbici. Vai. Vediamo se riuscite a perdere il tutorial. Vai, è fortissimo. Aspetta un attimo. Ah, ok, tu fai solo sasso. Quindi se io faccio così. Quindi se lanci sempre sasso, però ci fai la Ma prima. è Plutone. Ma è Plutone, cioè cosa pensi che faccia? Sasso. Oh no, ho perso. Sono un po' arrugginito. Beh, non importa. Sei sempre stato più bravo di me nei videogiochi. Certe cose non cambiano mai dopo tutto. So che è passato molto tempo, quindi lascia che ti dia una rinfrescata. I Tamasassi sono un gioco in cui tu e il tuo sasso vi alleate per scontrarvi contro altre persone. Se indossi Oi, France. il tuo Tamasasso come accessorio, puoi riconoscere altri giocatori di Tamasassi e sfidarli. Da quel che so, il campione di Tamasassi vive qui, ma nessuno conosce la sua identità. Misterioso, vero? E chi può saperlo? Magari un giorno lo incontreremo. Quindi è il momento subito di dare il Tamasasso a Sunny. Yeah. Eccoti qua, tu sei il primo. Anzi, tu sei la prima. Il posto è piccolo, ma vende diversi oggetti vintage e rari. La gente fa i salti mortali per venire qui. Sfidiamoci.
Ok. Tomato Girl. Allora, facciamo il consiglio di Gianmarco di prima. Forbici. Vediamo. No. Ma usate tutti sasso? A quanto pare loro conoscono le percentuali del mondo reale, quindi usano il contrario. Sono potentissimi. Io non ho perso, ragazzi, non vi preoccupate. Benissimo. Mm. Siamo un attimo in posizione di stallo. Mm. Forbici. Ciao, Vito, però ci vuole Però pure che un pochino. Ma Ce figa. l'abbiamo fatta. Aspetta un attimo tu. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Sì. no, non è giusto, che sfiga, mamma Sì, mia. sì, no, ma si fa. Si fa. Lo faremo. Ma non posso Oh saltare, no. Zard. Oh no, ho premuto senza volere. È impossibile, però. Allora, ma Master, perché il nostro NPC c'ha i trucchi? Spiega un po'. Oh, un punto fatto. Dai, Sasso. dai, Master, giustificati. Dai. Vaffanciulo. Spiegelt. Ah, ok. Credo di aver capito. Ho capito, ma cioè aspetta. Infatti che non vedo un pattern, No, è ma casuale, è casuale. è tutto un E quella è la cosa 33% a mano. peggiore. Io sono sempre stato sfigato a carta forbici sasso. Questa cosa non gioca in mio favore. Sì, nemmeno a me. Io da 4 turni che sto facendo pareggio con... Vabbè, Con... figa. vabbè. E ho detto tutto. Basta per dire. Madonna mia. Sesso Oh, Ok, uno pecora. fatto. Per chiudere. Allora, se ci entra il prossimo abbiamo vinto. Che gli toglie 2 cuori. Qua siamo 1-1, palla al centro, però. Però, Vorrei mettermi a piangere, però non mi sembra la cosa migliore. no, non nel momento adatto. Però sì, ho capito, però. Ma minchia. Ma non è possibile, Setti, c'è un problema. Eh, Senti, tu lo sai che non ce ne Spiegato. andiamo da qua fino a quando non abbiamo vinto adesso? Sì. Ok, va bene. Franci, dai, dici tu cosa devo scegliere. Dai, Francesco, dai. Oddio, ce l'ho fatto. Ecco. Sasso poi forbice ho fatto. Easy. Carta, ok. Io continuo a pushare carta fino a quando Francesco non mi dice di cambiare. Ok, Franci, dici tu. Il primo punto l'abbiamo fatto. Se riusciamo a fare quest'altro abbiamo vinto. Io ti consiglio di fare sasso. Tu consigli sasso. Tu? Vai. Sasso anche tu. Quindi mo Francesco dirà forbici. Niente. Sasso. Sasso. Lei fa ancora carta. Io odio No. Dragon's Dogma 2. Ancora non sei riuscito ad avviarlo da ieri. Suka. E adesso Sasso.
Vai, c'è il vantaggio, Vincenzone. Sì. Mi ha cancellato i salvataggi. Ma che salvataggi? Penso che tu manca di cominciato. Che hai perso? Cioè, Un quindi qual era il problema? Cioè, come sei riuscito a risolvere? Va, L'hai fa, fatto. culo, vinto. Suca. Oh cavolo. Non fa niente, Tomato Girl. Non è colpa tua. Hai fatto del tuo meglio. Cazzo, hai vinto 3 partite di fila. Cioè, ci mancherebbe pure. Allora, da qui possiamo uscire adesso. Quindi diamo le medicine alla vecchietta. Ah, il crash report fa crashare il gioco. Bene, bene. Apro Il Pizza crash Tower. report fa... Il crash report fa crashare Cioè, il il gioco. crash report non fa avviare il gioco. Va bene, a posto. E com'è che si è perso il salvataggio? Cioè, come si è cancellato il salvataggio, scusa? Allora, signora, portiamo la farmacia. Tutta la Signora farmacia a limoni. casa. Siete tornati. Perfetto. Hai dato la medicina e la carta d'identità. E se potevo controllare gli oggetti dall'inventario per vedere se c'era qualche dettaglio, ma va bene. Grazie mille. Siete stati così carini. È sempre bello vedere giovani disposti ad aiutare noi anziani. Sarete sempre i benvenuti a casa mia. Signora, noi non ce lo facciamo ripetere 2 volte. E entriamo in casa. Allora, la signora non ce la fa tanto a camminare, quindi ha una sedia a rotelle. Riesco a parlare? Mia figlia è sempre stata premurosa nei miei confronti. Mi chiedo dove sia ora. Una ragazza taciturna, ma ora si è fatta molti amici. Spero che non si dimentichi di me. Ok, chi è tua figlia? A me mi ricordo il nome, ma non mi Charlene ricordo la l'aveva storia. chiamata prima. A me te l'ha detto Francesco. E Faceva un po' c'è capito il un'altra pezzo. persona qui. Questo Mi è dispiace, Vincenzo. Francesco. Perché sarei io? No, così a vedere tutto viene un po' in mente tu. Vabbè, io ti ringrazio. Ma guarda che a destra Tempo c'è la trascorso spazzatura per raccogliere. nell'arena. No, quella sì, quella la raccolgo subito dopo. Ricordo i miei giorni nelle forze dell'ordine. Ricordo di come ho esercitato i miei poteri sugli ignari combattenti che hanno osato varcare i miei confini con le loro sudice anime. Nessuno può toccarmi. Non desidero l'assistenza di un potente mezzo di difesa, ma di folle che si scompaiono per aver desiderato di più. Fai attenzione, sono pericoloso. Quello è un tamasasso? Non potrà che soccombere davanti al mio re divoratore. Oh merda. Desideri che ti sfidi, eh? Regnerò impeccabilmente. Orsù, misero sciocco, preparati ad essere impreziosito di botte. Impreziosito di botte è bello. Bello. Allora. No, vuole piangere, Francesco. Si deve fare una brutta scarpinata, bella rottura di coglioni quel pezzo. Allora, non partiamo bene, eh? No. No, no, no. Suca. Magari come facesse forbici. Sto facendo fare pari Ah, salto. cazzo. So che adesso switcho a carta e cambio a forbice. Ottimo. Poi. Ti lancio sasso. Ok, tu mo pensi che io rilancio sasso. Te lo rilancio Porco. sasso. Vabbè. Suca, vinto. Se perdi ti fa una danza davanti. Eh no, ho vinto. Guarda, meglio per te. La tua vittoria è stata frutto del caso. Dono a te questo cappello che a quanto vedo tanto brami. Ora sparisci.
un fedora, a posto. Visto che a Lui me è piacciono il i fedora, Reddit sì, è altamente possibile che sia io questo personaggio, eh. Reddit user. Quindi se io vado a vedere il fedora, da indossare in testa, ma è meglio di no, ma è meglio di sì. È meglio di no, Allora, perché c'è il meme che la gente che sta su Reddit o i Discord mod li mettono. Infatti lui sembra molto un Discord mod. ok. Allora, Interagisci col poster. mi ha fatto prendere solo una parte delle spazzature. Sì, esatto. Ciò su cui hai posato gli occhi è la mia promessa sposa. Sarei grato se tenessi le tue appendici ottiche nella guaina. Lei comprende i miei bisogni meglio di chiunque e di qualsiasi ogni altra cosa. Ha davvero un cuore amabile e ci amiamo. Ora lasciateci soli. Classico giocatore di persona. Con queste macchie a terra direi più che altro che fa un'altra tipologia di giochi. Quindi usciamo da qui e andiamo al piano di sopra. Allora, stanza da letto. Asciugamani e prodotti per il bagno. Allora, questa è la stanza della nonnina. C'è un diario aperto. Una Minchia, scrivania, fortissima, però c'ha non lo due sedie a leggo. rotelle. Eh sì, una è per le corse clandestine. Un mucchio di giusto. lettere indirizzate a mamma. Gli indirizzi Turbo. del mittente provengono da tutto il paese. Quindi sta girando. Mm. Non ci sono messaggi in segreteria. In bagno c'è un po' di casino. Un elegante servizio da tè per due. C'è una lettera con un cuoricino. Per chi potrebbe mai essere? Lo so. Delle foto di famiglia. Aspetta, non c'era pure nel mondo di Omori la quest là per la... A lei piaceva, alla lettera. ragazza lì piaceva il ragazzo che faceva i puzzle a terra. Che mo sto facendo confusione pure col Fantazio. Il Ah. bambino piccolo. Sì, perché c'era un bambino che voleva dare una lettera d'amore a questa bambina, quindi mi sto facendo confusione mo con sta cosa. Troppi giochi, troppe storie che si interlacciano tra di loro, troppe cose. Vabbè, allora si stoppa Omori e si finisce le fantasie, no? No, 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 ma no, tanto no. basto io che sono il re Lui sa, Fantazio. lui sa. E non serve Lui è il nessun re altro. fantasia, giusto? Allora, noi da qui possiamo uscire. 2 stelline d'oro perché lui è il re fantasia. Ma senti, tu non hai idea quando arriva The Rock e ti guarda e fa sei tu il re Fantazio. Quel momento è incredibile, bro. Quindi è re virgola Fantazio. No, Maro, che ho detto? Vabbè, capita. Ho spoilerato che il protagonista si chiama Fantazio e che diventa re. No. Salve. Come posso aiutarvi? È questo. Allora era la prima e la seconda casa. Ok. A mio figlio Brent. Come quello di Piovono Polpette. In tutta sincerità non mi aspettavo due persone, ma sembrate ragazzi affidabili. Mi sembra una cazzata. No, Francia, è vero. Te No. lo giuro. Quello così fa The Rock in Fantazio, in Metafor e Fantazio. Non vedo perché. C'è Vin Diesel in Ark 2, perché non può esserci No, The Rock in Re Francesca Fantazio. Che fa The Rock non c'è, vabbè. Guarda che Fantazio è davvero inclusivo, ci potrebbe essere The Rock dentro, non C'è guasterebbe anche la roba. neanche. Fate come se fosse a casa vostra. Brent vi sta aspettando nella stanza al piano di sopra. Questa casa è piena di libri su ogni argomento. La maggior parte di essi al suo interno segna libri o post-it. C'è un libro aperto sul tavolo. A questo punto ci soffermeremo brevemente su come gli elementi della matrice della teoria perturbativa tra stati d'onda del piano iniziale e finali possono essere utilizzati in problemi di stato vincolato. Ovviamente non possiamo applicare direttamente la teoria perturbativa per calcolare le energie dello stato vincolato. Tuttavia possiamo prima ottenerle risolvendo esattamente Antani come se fosse. Anche Simon, Non ho a un certo capito, punto ma diceva, va bene. "Vaffanculo". Ok. Quindi lui sarà un professore, uno studioso, Preside. uno scienziato. Ah, il preside. Tra l'altro non so Lui se si sia chiama una preside. cosa Di che cosa non voluta. si sa, però preside. Questo Una qui cosa riguarda voluta. qualcosa chiamata chimica organica. Ma c'hanno tutti quanti, cioè molti, c'hanno questa
questo, come lo posso chiamare? Disegno stile giapponese sul muro. Non è l'unico, anche l'altra famiglia di prima mi pare pure un'altra ancora. Io dallo stile e dal mood ho dato per scontato che il gioco fosse ambientato in America, però Sì, a me è mi sta ambientato in iniziando un America. attimo, però mi stanno venendo un attimino dei dubbi, perché No, più che altro non è il paese in sé il problema, è proprio il fatto se ha un significato questa cosa oppure gli sviluppatori hanno deciso di semplicemente riutilizzare dei quadri e delle sì, cose. vabbè, perché allora sai, con RPG Maker, fai conto, tu avevi per la creazione delle mappe, impostavi per Ricordati che quella le creazioni tipologia delle di mappe mappa non i è fatto su tileset. RPG Maker. Gli Non è stavo fatto su RPG facendo Maker tutto la il creazione. giretto, gli stavo facendo tutto il giretto per fargli capire la differenza. Proprio sta cosa qua gli stavo per dire. Tu da lì avevi quel set fisso là, quindi dovevi usare per forza quegli oggetti che tu avevi nel tileset. Loro, avendolo fatto come ci ha spiegato Setti l'altra volta, davvero potrebbe essere stato aggiunto senza bisogno che sia ripetuto, ma per un motivo in particolare. ma io quello dico. Magari potrebbe avere un senso. Tutta la città è un culto e noi siamo dei poveri bambini Ma sacrificati. questo- Vabbè. Vabbè, è un po' too much, però potrebbe essere. Maccheroni al formaggio, pane di mais, gamberetti surgelati e zuppa. Mi sa da francese questa roba, non so perché. Possiamo dare il fuoco alla casa? No. No, Facciamo mi prima il sembra dopo un scuola e caso. poi diamo fuoco alla casa. Era solo per un Eh. test, Master, era una domanda a 20 scopo... prima i $20, dopo se... Prima la paga e poi si è accesa casa. Allora. Sì, vai. Sono girato un supermercato intero, mi spaventano una stanzetta con tante librerie. Direttamente. Mo esce pure qua Ragazzi. Joker di Persona 5. E tu che ci fai qui? Ho sbagliato universo e ti picchia. Sì. Giusto? Ricordiamo sempre a Atlus che il tempo sta passando. Re Fantasy è uscito Oggi Game Awards ancora non sono qua. e ci sono i Game Awards. Quando Ma finiranno? magari fanno il remake di Persona 4. No, Setti, il tempo è maturo. Preferisco un Persona 6 adesso che incassa tantissimo e ancora più fondi per il remake del 4. Giusto. E poi tutti i fondi li danno a Sega e Sega li dà tutti a Ryuga Gotoku. No, vabbè, senti, su quello non ti preoccupare, che non è che gli mancano i soldi a Ryuga Gotoku. Anzi. Vai Ne tranquillo su quello. devono avere di più. Ah, quello sono d'accordo. Io in realtà darei più soldi agli sviluppatori di Wukong, dato che hanno dovuto tagliare 6 capitoli perché avevano finito il budget. Io dico, diamo, dato che avevano tante idee, Ma li tante metteranno cose. come DLC, dai. E il fatto è quello, il DLC è uno solo. Il DLC a quanto pare è uno per Wukong. La cosa comica e Non so. bella è quello. Un gioco come Wukong con altro materiale non c'hanno soldi e poi vedi buttati soldi come per Dragon Age, eccetera, eccetera. No, ma è un bel È gioco. comica come cosa. Ma è un bel gioco. Va bene. Tu non comprendi. No, non voglio comprendere. Ma Meglio. come no? A me piacciono i videogiochi. Se mi metti davanti qualcosa che non è un gioco, purtroppo non lo capisco. Mi Questo è dispiace. Rock Lee. Uguale. Allora, voi dovete essere i nuovi tutor. Piacere di conoscervi. Mi chiamo Brent. Sono Baby Brand. Cominciamo? Sì, perché dobbiamo accendere casa. Quindi lui si è buttato sul letto direttamente. Va bene. D'accordo. Questi D'accordo. sono i compiti. Va bene. Non riesco a risolvere questa moltiplicazione. 4 per 51. 204. 204. 404 c'era come risposta, interessante. Giusto. Problema. Satanael! Sì. No, non si può dire. E questa equazione invece? 5 per 3, 9 più 15, 24, 24 meno 1, 23. 23 più 3. Abbiamo un problema. Io i conti li ho fatti bene, no? Abbiamo sbagliato oggi. 5 5 per 3, 3 per 5, 15. Che cazzo ho visto? 15, 30, 29 più 3, 32. Giusto? Non ci avevo pensato. Sto ragazzo non pensa. L'ultima è loophole la risposta. Io qua faccio fare a voi. No, mi ci applica nemmeno. Attendo la risposta.
Meno 3x Ah. più 4 è uguale a 7x più 24. Io dico 2.8. Io non mi ricordo purtroppo come si fa. No, 2.8 non è possibile. Secondo me è 2, generico. È 2 generico, secondo me, sì. È la vostra risposta definitiva? Io andrei su 2. Sì. No. O pensavo fosse meno 2. Vabbè, 2 c'era però. Mi stavate mettendo alla prova, eh? Sì, 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 Senza, sì. dopo tutto, deve essere sicuro di ciò che risponde. Gli insegnanti privati sono proprio intelligenti. Finito. Ora le cose mi sono molto più chiare. Grazie mille. Entra il papà. Buonasera. Allora, Brent, come procede? A me sembra Quindi più la tutti mamma che il compiti. papà. C'ha uno stile particolare. Sì, c'ha un orecchino. È la mamma, E questo cosa vorrebbe dire, Enzo? che è una Anche donna. Vegito indossa gli orecchini e non è una donna. Tu stai assumendo il genere, Enzo? A me sotto sembra che abbia No, una gonna. No, ragazzi, chiudete subito questo canale immediatamente. Ma Enzo assume i segnalate. generi. Ah, non si può fare? No. Ho sbagliato. No, oddio, comunque sì, preside è unisex, quindi potrebbe essere tranquillamente la madre. Sì, ha un vestito dove si vedono le gambe. È un pixelino. È vero, però sì, forse questo. O forse gli escono le Che, gambe. che non penso che c'ha tipo la toga universitaria e Magari è cammina la per mamma, casa con sì, la potrebbe toga. essere la mamma. Secondo me è la No. toga da preside. E gira in casa con la toga da E poi preside. posso Vabbè, permettermi non una stai, cosa. non stai bene. Non stai bene, Io mi stai a permetto casa un tua. appunto. Tu sei il figlio del preside e tuo padre, invece di prendere uno dei suoi insegnanti e dire fai ripetizioni a mio figlio, prende il bambino da mezzo alla via, che è stato chiuso in casa Anche 20 perché, anni. ok, io stavo per dire, il papà è questo, la mamma mo chi è? Quindi a questo punto si switcha con la Il papà situazione. chi è? Se lei è la mamma e il papà chi è? Tu. O mori. No. Allora, Come? camera da letto, c'è un lettone, quindi devono esserci due Allora, persone. dobbiamo vedere le valutazioni dei letti. Mamma Allora, mia, che sbadato. questo letto è un po' duro, ma nel complesso non è terribile. Gli daresti un 7 su 10. Comunque Sanni è proprio pretenzioso, mamma mia. Anche No. quello del ragazzo è uguale a... Una sveglia per persone responsabili, è impostata per suonare 5 minuti in anticipo. Giuseppe, presi? Un guardaroba. Ma Sanni come fa a sapere che è impostata a 5 minuti in anticipo rispetto all'orario? Ci sto pensando da quando sono entrato in questa casa, da quando ho letto il dialogo ci sto pensando. Setti? Setti? No, è terribile come cosa. 5 5 minuti in anticipo. Sanni usciva con la preside. Ha dormito in questa casa. No. Sì. No. No, probabilmente lui andava a scuola e quindi sapeva che l'orario di scuola era alle 8. No, su questo siamo sicuri che andava a scuola, almeno fino a 3 anni fa. Quanti sono passati? Sì, erano 3 anni, 4 anni che non usciva da casa comunque. Allora, qui c'è la libreria, già l'abbiamo vista, possiamo uscire da qua. Allora, senti, le 2 missioncine le abbiamo fatte. Ora dici tu dove andare. Adesso facciamo il mega esploro a sinistra, però. Ok. Cioè, quindi Su questo stesso livello? Ah no, scendiamo. Scendiamo a sinistra. Ok. Quindi in basso a sinistra. Aspetta, c'è un gatto qua, io gli do il pesce. Non posso dargli il Aspetta, è pesce. vero, avevamo il pesciolo. Io comunque voglio solo far notare anche ai nostri amici da casa che noi siamo 2 ragazzi che girano per strada con un coltello che è stato usato per accoltellare una ragazza. No, non ce l'avevo più il coltello, c'era tolto Kell. Ma ce l'ha Kell, attenzione, ce l'ha tolto ma ce l'ha. Allora, altra spazzatura. Kell è stupido. Master, non credere che io non ci abbia pensato, Master. Ok, c'è una casa Bravo. abbandonata, attenzione. Questa è casa di Omori. Non era casa di Omori questa. Ah no, scusate, ho sbagliato. È una piccola idea. Ok. Ah, dici che Omori è un bambino e vive là. Sì, in realtà Omori esiste davvero e noi abbiamo solo Lo switchato stavo pensando personaggio pure tutto il io. tempo. Ok. Questo è il Pensavo plot che In twist. realtà Sanni ha casa di ucciso Mori per qualche pensavo. motivo e lui c'ha il senso di colpa, per questo non è uscito A più vedere, da magari casa. è così. Chi può dirlo? Chi può dirlo? No, vabbè, non lo so, vorrei restare su quelle vecchie teorie, ma questa mi piace. Comunque c'è una casa abbandonata che potrebbe celare qualcosa più avanti. No, anche perché ti sta facendo vedere che questa è una cittadina viva.
Mo qua non c'è nessuno, però tu vedi che è pieno. Questa è la prima casa proprio che si vede che è abbandonata. Cioè, stona proprio. Stavo cercando di capire. Là O, il cartello o se non di è stop. abbandonata è proprio messa a merda. Ha applicato quel cartello di stop in giardino un po' Oh, strano. salve. Ma erano studentesse straniere. Andiamo a posteggiare. Vai. Non credo. Ehi, hai mancato una casa, Vincenzo, eh? No, e c'erano i bambini, capì? Era Lo pericoloso so. lasciarli andare da soli. Ah, vabbè. Stanno Ehi, tranquilli. sono Vabbè. Krusty il clown. Ah, non me ne fa scappare una. Vabbè. Vabbè, è giusto così. Nessuna risposta. Vabbè, queste non sono ancora triggerabili. Però comunque sono abitate. Salve. Signore Rozzo. Guarda un po' Ricordi chi che assomiglia. era Guarda un po' chi Fixit? assomiglia. È lui. Ah, Sì. È francese. Hai detto anche Siete la arrivati scorsa giusto in volta. tempo. È vero, è proprio lui. È No, ma sempre proprio lui. Guarda, è proprio lui. Cose che fa lui. Ok, andiamo. Ma in Master, che caso? posso andare? Ah, posso entrare? in che Puoi entrare, senso? mo? Sì, avete Ah, entrate ok. pure. Ah no, non ci avevo vabbè. fatto. Ma un... Ti serve un No, secchio? è ridotto male. Franci, vuoi un secchio? Nell'ultimo episodio lui era da Fixit perché voleva sistemare A prendere la roba. Ah, è vero che abbiamo detto, sì, sembrava rozzo, ma in realtà non lo era. Mhm. Ah, quanto mi era mancato il silenzio. E Francesco aggiusta Dragon Age e il gioco continua ad andargli contro. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma. Attenzione. Mamma mia, devo pulire un attimo la bocca. Ok, ho capito. Si riprova domani. Sì, Nando, nel mentre. Eccovi $1, ragazzi. Prendetevi delle caramelle o qualcosa di simile. Adesso si Comunque lui esplora a casa. sta Allora, pieno di problemi. tanto gli ma prendo t'ha un po' di comunque regalato spazzatura. $1 Ma è perché sei giusto. entrato e gli hai supportato. Ah, il tubo si è rotto. Vado a vedere un Sì. po' la televisione. Dragon Age non funziona. Ah, forza questo Dragon Age stasera. Sei fissato? Dragon's Dogma non funziona, vado a giocare a PD. O a Pizza Tower. Mi ha detto lui. Il fatto che non risponde mi sta preoccupando, sarò sincero. Non starà giocando. No, ci costa come al solito. Eccola qua. Allora, questo letto è appiccicoso. Oh no. Ci sono delle caramelle Mew appiccicate alle lenzuola. Mew. Gli daresti un 2 su 10? Il Pokémon 151. Sì. Mew. Sì, esatto. Vabbè. Questo letto è appiccicoso. Stessa cosa dell'altro. Sempre un 2 su 10. Quindi chi vive con lui? Due luridi. Proprio due luridi. Luridi. Però qui ci sono dei crocifissi che finora non abbiamo visto da nessuna parte. Non c'erano in Abbiamo giro. visto le statue della Madonna. Mentre venivamo di qua, però nelle abitazioni che abbiamo visto Però è finora vero, non non ricordo di c'erano. averne visti altri. Minchia, anche il bagno c'ha una perdita. È proprio... Ok, quindi giù è la parte povera, tra Vabbè, virgolette, o solo sta casa è così. Sull'altarino là per la mamma di quello non c'era una croce pure. No, non ci ho fatto caso. No, Questa perché non è più credo. grande. Ok, mi è venuto il dubbio. Mucchio di utensili. Mucchio di utensili. Questo letto in disordine, gli mucchio di resti 3 su 10. Perché comunque è meglio delle caramelle azzeccate. Allora, io capisco il disordine, è pure quello che ho io in camera, però io non dormirei con questo vicino al letto, poi, No, ma vabbè, non c'è niente. ma lo usa come sveglia, è quello il problema. Ah, ok, vabbè. Pieno di acqua sporca, spazzatura, succo di grano in lattina. Succo di grano detto anche birra. Beh. Effettivamente. Allora, nel frigo che cos'hai? Delle bibite scadenti e qualche bustina di ketchup. E un po' di induia. Oh. Francesco. No, dai. Vedi, non mi risponde. Andiamo, Master? La pattumiera? Andiamo. Niente. Possiamo andare? Ok. La chiesa. Ok, qui c'è strada chiusa. Alcune cose non cambiano mai. Allora, Aspetta, quindi sono i bambini dell'oratorio. volevo leggere le due cose dietro. La targhetta. Non so se si può andare però. Sembra Ah, che stiano preparando un sermone.
Non vorrei davvero vorrei passare davvero i tuoi passare. ultimi giorni in ogni chiesa, vero? Allora, ci Cioè, possiamo fatti i andare. cazzi tuoi. Cimitero di Faraway. Fammi andare nel cimitero. Va bene. Quindi il cimitero sarà di qua. No, cimitero di Faraway è, No. è dietro le fence. Dietro la staccionata. Quindi dobbiamo... Dalla chiesa. Noi dobbiamo vedere di andare al cimitero comunque. Sì. Però con le 4 ragazzi ne Come saranno, mai? cioè... Sai che se provo a forzare mi fa entrare? Ma giusto per dare anche un'occhiata a Setti, per vedere che cosa c'è. Magari Ah, ok. leggiamo qualche nome interessante, tipo Marie, per dirne uno. Ok, no, qua non possiamo fare niente. Tipo Ci Marie. manca Ok. in basso a destra e in alto a sinistra. In basso a destra, sì, ci manca. Ok. Andiamo. Cassettina. 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 Idrante. Non ti sai chi c'è là dentro? Il campione di Tamasasse. Tu dici? È lì. Nessuno l'ha mai visto in faccia perché lui è sempre lì aspettando come Red sul Monte Argento. Incredibile. Allora, che scena qui stupenda. Vabbè. non Ma che ne risponde parliamo a fare, nessuno. tu, che ne parliamo Forse a fare? Basil è in bagno. Beh, non Questa fa qua era la niente, casa di passeremo Basil. dopo. Mhm. Susanni, abbiamo un album fotografico da trovare. Fertilizzante, bleh. Vabbè. Cassettino. Nessuna risposta. C'è qualcosa là? No, Oh, è una TikTok. tela. Tu ti sei ricordato di smutarmi dalla live, vero? No, ti ho rimasto mutato. Guarda che mi è venuto adesso in mente. Cazzo di qua. Ma davvero mi avevi lasciato mutato? Setti, Sì? ti voglio bene. Posso dire ti voglio Cosa? bene? Cosa è successo? No, dico però non farti sputare in occhio che mi fai domande del genere. Sì che ho controllato prima che entrassi su Discord. Ti ho riattivato mentre tu ti sei mutato per iniziare la tua Ok. live. Ah, io chiedo. No, no, ma è giusto. Tu chiedi, io sputo. Cioè, hai capito? Ognuno risponde in un certo modo alle cose della Adesso sei vita. un Capita. lama. Capita, È un capita. Allora, un Guarda un attimo questo artista. pezzetto. Il tratto sembra un po' troppo rigido. Che ne pensi? Sì, come immaginavo. Sì. Ora mi è tutto chiaro. Vieni a me, ispirazione. Madonna, E voilà. persona. Ah, adesso va molto meglio. Parlaci di nuovo. Posso disturbarti un momento? Penso manchi qualcosa a questo disegno. Forse dovrei aggiungere qualche dettaglio in più? Ma certo, prendo dettagli qui e qui potrebbe funzionare. Concordi? Sì, no, fa tutto tu, vai. Ma certo, è ovvio. Sì, ora mi è tutto chiaro. E voilà. E sembrano veramente fare la differenza. Ok, ci riparlo perché a questo Posso punto... avere un'opinione al volo? Di che colore dovrebbe essere lo sfondo? Rosso o blu? Aspetta, non mi dire niente. Ci starebbe divinamente lo sfondo rosso, vero? Sì, mettilo sfondo. Esatto. Tanto se Il dici no, rosso dici no, secondo lascerebbe- me il rosso andrebbe meglio. Vabbè. Ora mi è tutto chiaro, quindi a me voilà. ispirazione. Ho finito, grazie. Non ce l'avrei fatta senza di voi. Perfetto. Va bene. Me lo fai vedere fatto almeno una- questo quadro? Niente, va bene. Oh, c'è il doggo. Bravo cagnolone. Lucas, smettila di abbaiare. Ma questo è un meme di come si chiama? Di Lucas di Smash. Che tutti quanti dicono che è un cane come PG. No, No. c'eri così vicino, hai completamente cannato. No, Porco c'ero quasi.
C'è il Cazzo, coprotagonista che è un cane. Cazzo, bravo Vincenzo, di tutte le stelline. Oh, io ci ho giocato a Mother 3, No, io non ci ho giocato. ma che ti credi? È una Ho aspettato citazione la critica patch di traduzione in inglese per così tanto tempo, appena è uscita 3 giorni e lo finì. Madonna mia, mano malissimo. No, ma io No, non ho vabbè, giocato. ma non era della sua età e non è il genere che lui segue, quindi No, infatti non solo sentito non poteva mai saperla sta Conosco cosa qua. Lucas e Sì, sì. Ness. Però bene che l'hai collegato a Lucas di Mother 3 comunque. Sì, Perché effettivamente mi è è collegato venuto, a ho lui. detto, metti caso, è l'unico Lucas. Vedi, pure quando non vuole, ingarra qualcosa. Cioè, capito che Sì, potere sì, c'ha? Lui c'ha un potere fortissimo. Io sgamo i pedofili nei personaggi. Cioè, ma vedi quante combinazioni possibili e quanti easter egg potevano esserci? Lui non volendo ha incarrato pure questo. Per Fordol. Allora, nella stanza là non c'è niente di particolare. Qua c'è il bagno. Dipinto classico. Dipinto classico. Dipinto classico. Muccio di libri d'arte. Qua l'abbiamo già visto prima. Possiamo uscire, abbiamo visto tutto. Possiamo uscire. Io devo vedere quanta spazzatura c'ho. Ce ne ho 8 di spazzatura, minchia. Pieno di immondizia. Allora, maestro, finito in basso a destra. Sì, abbiamo finito tutte le vie, mi sa. In alto a Sì, sinistra abbiamo non abbiamo visitato le case, non abbiamo visto niente. Che c'era È casa la nostra. casa con le statue fuori. Sì, ma è casa nostra. Quella con le Cioè, statue no, fuori. no, no, vabbè, possiamo andare a vedere. Che è quella stradina lì. C'era questa casetta qua. Una figura religiosa. Ti senti giudicato. Interessante come cosa, io la vedrò sempre un sacco interessante. Mm. C'era Oh, un'altra cazzo. casa e poi c'era casa Anche questa, nostra. Vai, Oh, è questa? c'è un'altra casina qua. Aspetta, aspetta. C'è un po' di spazzatura. E c'è il tipico padre americano. Ehi ragazzi, Ehi, tutto ragazzi. bene? Io benissimo. Non c'è niente di più bello che starsene sul divano nel weekend e guardare la TV. Solo una cosa può disturbare questa giornata così perfetta. Non trovo il mio telecomando da nessuna parte. Nel caso in cui lo trovaste, potreste riportarmelo? Vabbè, Regola 1, veramente. sempre sotto il divano. Lo prendi? Devo Assolutamente. quello lì è il mio telecomando. Hai dato il Grazie. Volete un po' di arancia Joe? Tutta vostra. Tenuta arancia Joe. Intanto, oggetti per curarci male non ci fanno. Allora. Scrivania. Capito, sono passato avanti la TV, si è triggerato. Un po' troppo... Un po' troppo cattivo. Tipo padre americano. Ma non credo che addirittura anche in America se passi davanti a una TV succede e scatta una rissa. No, di solito se entri in una casa ti sparano. Potrebbe essere una Mica possibilità un po', questa. Ma questi sono Kel e Sunny. Ne è passato di tempo, come state? Cavoli, Kel sei diventato così alto. Ormai mi hai pure superato. Tua madre mi aveva detto che eri cresciuto, ma non pensavo così tanto. Ricordo che quando eri piccolo ti accarezzavo sempre la testa. Eri davvero un monello. Accidenti, mi sono dimenticata la corsata nel fortino. Ci è mancato poco. Sfortunatamente un po' bruciacchiata. Probabilmente alla fiera non riuscirebbe a prendere più di un 8 su 10. Ma vi posso assicurare che è deliziosa. Oh, ma non credetemi solo sulla parola. Assaggiatela voi stessi. Vi ho tenuto una crostata. Grazie. Va bene. Senti, è una combinazione che tutti, o comunque anche Sanni e Omori, danno comunque un voto, un valore alle cose. No, beh, lei lo diceva per la fiera, per le fiere delle torte. No, quello l'ho capito, era nel mood generale perché vedevo troppe volte ripetuta sta cosa di catalogare le cose. Omori, Sanni, eccetera.
Sì. Sunny dà dei voti ai letti, secondo me, per il semplice fatto che lui c'è stato per tanto tempo. Ok. Cioè, se ci pensi, c'ha senso. Il fatto che stai molto tempo a letto e quando ne vedi altri ti viene da giudicarli, insomma, perché non è il tuo. Allora, anche questa non ha una stanza in basso. Quella di giornali e riviste. Mhm. È stato abbastanza inaspettato. Bellissimo. Spazzatura? No, succo di grano in lattina. Si accende la TV. Hai letto? Hai visto? Questo letto è grande, ma il materasso sembra infossato e bitorzoluto. Gli daresti un 6 su 10. Mm. Male. Mm. Beh, lasciava 6 su 10 ancora fattibile. Dormibile. Sì, è dormibile. Ok, tu chi sei? Ehi, vicina, come butta? Ehi, Kel. Oh, che altro c'è con te? Oh, aspetta, ti conosco. Sei Sunny, giusto? Scusa, ne è passato di tempo. Ci siamo incontrati solo poche volte. La mia famiglia ha sempre vissuto qui, mentre io ho frequentato un college per qualche anno. Tornando ad abitare qua solo 3 anni fa. Chris è la mia vicina di casa ed è fantastica. È la nuotatrice più veloce di tutta la scuola. Quando è in acqua viene scambiata per una sirena, o uno squalo, o addirittura un siluro. Vabbè. Oh, Kel, stai esagerando. Quest'anno farai i provini per la squadra di basket? Sono sicura che ti prenderanno. Tentar non nuoce. Ogni tanto mi alleno al parco con chi capita. Credo di star migliorando, ma non saprei. Certo che se mi fossi allenato come tu hai fatto col nuoto, avrei più possibilità. Oh, Kel, non pensare che io mi alleni così tanto. Io lo faccio perché mi diverte. E comunque, anche se mi piace nuotare in piscina, preferisco di gran lunga l'oceano. Amo ogni cosa dell'oceano, le spiagge, il suono delle onde, anche l'odore delle alghe. Ah, scusa, sembro proprio ossessionata. Vai tranquilla. È bello sentir parlare delle proprie passioni. Se lo dici tu. Penso che tutto questo sia nato perché il college stava su un'isola e adoravo vivere lì. L'oceano mi ricorda tutte le persone che ho incontrato lì. Spero di poterle rivedere un giorno. Ma per adesso mi accontenterò di collezionare conchiglie e altra roba. Mm. Sai, ci ho pensato grazie al tuo racconto. Sunny dovrà trasferirsi a breve. Hai qualche buon consiglio? Oh, Sunny si trasferirà? Beh, all'inizio allontanarmi dai miei amici non è stato facile, ma il cambiamento fa parte della vita. Dovremmo sempre custodire i ricordi fatti insieme. Mi è venuta un'idea. Ho deciso, se vedete delle conchiglie, potreste portarmele. Sono difficili da trovare qui in città, ma ne varrà la pena. Ne abbiamo già trovata una. Allora, vediamo un attimo. Oh, ehi, hai trovato una conchiglia. Tanta conchiglia. Wow, che carina. Grazie. La ragazza dei capelli blu sta armeggiando con qualcosa. Ehi, non sbirciare. Perfetto. Ok, dobbiamo trovare le altre. E non le possiamo Questo letto ha rubare un perfetto equilibrio di solidità e morbidezza, ma le lenzuola sembrano poco confortevoli. Gli Ah, daresti che un 6 su rottura di 10. palle, Sanni, mamma mia, vaffanculo. Cioè, lui è il mastrota della città. Se è un materasso, a Ma posto. che piagnone. Bagno. Allora, questo abbiamo l'abbiamo esplorato visto. tutto? Possiamo uscire da qua. Sì. E voglio guardare se c'ho
delle cure, sì, ce le ho. E allora, Ogni tanto mi piace rompere i coglioni. secondo me si potrebbe procedere. Ok, quindi torniamo in... Aspetta, faccio un salvataggio, visto che siamo vicino casa. Sì, io lo faccio direttamente al parco. Vedere puntata precedente del perché è sempre meglio salvare. Sulla pizza. Vabbè. Allora, Prendo la quindi dove devo spazzatura. andare? Allora, al parco. Ok. Si ritorna sulla quest principale. Oh no, c'è un E guardando altro l'ora passerotto. potremmo anche finirla. Dai. Allora, dica. Vai. I tamasassi poi li faremo. Adesso concentriamoci Ok. sulla storia. Dica lei. Bene? Vai vicino all'albero. Ah, che bello. Vai, testa, giù. Parla con il tizio a destra. Sembra che Aubrey non sia qui. Aspetta, ti riconosco, sei Charlie, giusto? Qualche volta ti ho visto in giro con Aubrey. Sai dove si trova? Senti Charlie, so che non sei una cattiva ragazza, ma dobbiamo chiederti un favore. Aubrey ha rubato a Basil una cosa molto importante e dobbiamo riprendercela. Puoi aiutarci? Chi? Cosa? Dove? Charlie, perché l'hai fatto? Ah, ma sono Kell il pazzo col coltello. Ecco Degni qua. avversari per l'impavido Angel. Ok, questo me lo ricordavo. Siete spacciati. Angel, non abbiamo tempo per queste bambinate. Dobbiamo solo trovare Aubrey. Sai dov'è? Cercate Aubrey? Interessante. Vi dirò tutto quello che so, ma prima dovrete riuscire a battermi. Batterti? Ma non voglio picchiare un ragazzino. Non riuscirete a sfiorarmi nemmeno con un dito. No, c'ha Forza, l'ultra lottiamo, istinto. Charlie. Vabbè. Se proprio insiste. Ho capito, ma ti sei portato la montagna dietro, scusami. Dai, può essere che mi fai un attacco e ti fermi. No. Allora, ti devo affrontare. Allora. Ok. Questo servirebbe per dopo. Cerotti e Kit, no, ti devo per forza attaccare. È lui che voleva fare a botte, non noi. Potremmo anche fare qualche passo indietro e non alzare le mani, volendo. Charlie tra l'altro ti ha fatto un danno. Quindi non c'ha Sì. proprio voglia di picchiarti. In realtà non vorrebbe nemmeno stare qua in questo momento. Mi sa. È stato menato in mezzo. Vabbè. Ok. Quindi Sì, c'è solo uno trasforma. step up per l'aumento della forza di Sunny. Ok. Allora. A questo punto devono attaccare entrambi. Wow, mi hai sorpreso, Kell. Saresti un rivale degno per il mio maestro. Chi è mo il maestro? Ciao, amori. Cioè, La amori, pagherete cara. amori. Ciao, Corriere, come stai? Buonasera, signor Corriere. Buonasera. Come stai? Che, Ok. che racconti di bello? Sei al lavoro? Com'è possibile? Il mio addestramento non è servito a nulla. Aia, mi fa male la testa. Pensavo stavo Hai iniziato parlando tu? con Corriere.
Oggi sciopero, top. Siete bulli. No, non siamo dei bulli. Ah, senti Angel, adesso parliamo seriamente. Vi abbiamo battuto, quindi ora dici dove è Aubrey. Una promessa è una promessa, suppongo. Manterrò la parola e vi dirò quello che so. Niente. Aubrey, beh, lei è da qualche parte a Faraway, almeno credo. Grazie al cazzo. Dannazione Ce l'ha Angel, fatta. non scherzare con me, oppure avevo detto quello che sapevo, ovvero nulla. Sapevo. Però è meglio Basta. dirci dov'è in questo momento, altrimenti dirò a tutti di quella volta che hai bagnato il letto al campo estivo. Cosa? Non puoi farlo, non è giusto. Comunque non so niente, lo giuro. Forse potete chiedere al mio maestro, il Maverick. Chi è? Tom Cruise? Mo? Il Maverick. Il Maverick. È il Bellissimo. Chi è custode mo di adesso? tutta la conoscenza. Eh, Ma l'ha detto lui stesso. Il Maverick, o no, intendi Michael, quel tipo strano, Eccolo. non osare chiamarlo così. Lo faresti infuriare. Penso di aver capito. Dove posso trovare Mike, il Maverick? Ti dirò quello che so, ma prima dovete do un combattere. cazzotto in testa se No, allora... Oppure potrei dire a tutti di quella volta che... Ah, va bene, parlerò. Adesso il Ecco. mio maestro è alla piazza di Faraway, dove incontrare una ragazza lì per un appuntamento, tipo Azza. io, disgustoso. Forza Sunny, andiamo alla piazza di Faraway, che abbiamo finito. Vai. Il Maverick è incredibile. Il Maverick Vai, si va alla piazza di Faraways. è importante che mi curo. Io non ho perso 50. così tanta vita. No, 50 e 99, ok. Ok, uno che si chiama il Maverick è altamente possibile che potrebbe finire a botte anche qui, hai capito? Questa è la mia host con il mio personaggio preferito di Omori. Eccolo qua. Bellissimo. E poi gli ho detto, non è Maverick, è il Maverick. Oh, il Maverick, sei così simpatico. Wow, che storia appassionante. Ragazzi, vi prego, c'è abbastanza per entrambe. Michael, che stai facendo? Ah. Ma è proprio Kell, la mia arcinemesi. Sei finalmente pronto a mangiare la polvere? Ho capito. Michael, non ho tempo per queste cose. Stiamo cercando Aubrey. Per caso l'hai vista in giro? Basta chiamarmi così. Ho ripudiato quel nome molto tempo fa. Dannazione, Michael, sai dov'è o no? Ancora quel maledetto nome. Come ti permetti a trattarmi come fossi uno stupido? Io, il Maverick, non accetterò questo affronto. Preparati a soccombere. Ragazze, guardate. Sconfiggerò ed umilierò questi perdenti. Ti prego, Michael. Puoi non complicare le cose. Te lo chiedo un'altra volta. Affrontami, Ken. Non fare il codardo. Ah, stiamo per farlo sul serio? Ok, allora. Forza, Sunny. Sconfiggiamolo. Mentre Sunny si è ripreso il coltello e lo stava affilando, proprio era già pronto. Oh, Kell. Pietoso sciocco. Non hai alcuna possibilità contro il Maverick. Ma vai a cacà. La parte iniziale è del signor Mercury. Sì, Era così. sì. Lui stava così. Era Fregna Boy. Lui, sì. Seconda parte, no. Vabbè. Il Maverick. Allora, affrontiamo il Maverick. È veramente un nome magnifico comunque il Maverick. Lo adoro lui. Io lo adoro. Guardate com'è vestito poi. Metà camicia dentro, metà camicia fuori. Sì, lui è Ma bello. perché lui è il tipo, hai capito? Lui sa. Oh, comunque fa male. È bello, è il maestro, è il Maverick. Scusami, È giustamente non è che... il Maverick. Minchia che ceppola. Allora, sei un pochino deficiente, però sei un deficiente forte. Non male, ma la battaglia è appena iniziata. Allora, aspetta, andiamo a fare così. Oh, vacca bestia.
Guarda che la tua abilità con Omori cura, Se gli togli uno... penso curi comunque. rimuovi le emozioni. E ripristina un po' di vita. Non credo sia per forza se Non la penso rimuovi. sia tantissimo. Boh. Però recupera Bravo Maro, giustamente. stellina d'oro Ok. perché lui se lo ricorda. Grazie. Vedi? Guercio. Sì, però non ha fatto quello che a me serviva. Vabbè. Che mo comunque devo... Io mi prendo la stellina d'oro del Devi... master. Sì, prenditi la stellina d'oro del master. Ma perché non abbiamo fatto delle stelline d'oro e ci siamo messi un Il po' un punteggio. foglio e... Non ci abbiamo pensato, raga. Andava Se fatta vuoi d'ora in sta poi cosa. ve le segno, eh. No, doveva essere proprio una cosa a schermo, direi, master, che si vedeva aggiornata in tempo reale, tipo stelline Mentre d'oro. stavi per le tue e facevi sport, bene. ho perfezionato farò, le mie tranquillo. tecniche proprio No, per no, non questo ti preoccupare. momento. Non raggiungerei mai il mio livello di abilità. Ti batterò, Lui è Kelly. potentissimo. Vabbè, intanto Io le lo sta adoro. prendendo e sta a metà energia. Ok, lui si vanta dei fan. È resistente, beh, resistente però, eh. È abbastanza. Sta usando solo il 10% Eccolo là. della sua È il forza. meme di Shaggy. Giustamente. È lui. Osserva la mia Eccolo qua. forza finale. È la forma finale, sì. Vabbè, Questo è il meme Dragon Ball. Ci sta. immagino ti stia pentendo della tua decisione. Sono troppo forte a differenza tua. Sei solo un perdente. No. Sì, vabbè. Beh, non serviva, mi sa. Kelly si è incazzato. Poi a me fa ridere la È scena. solo una questione di tempo prima che vi stanchiate. La mia vittoria è imminente. Lui in realtà dentro sta già morendo. Già è morto. No, ma lui mentre Già è tu dice morto. tutte queste Ma cose già è si sta morto. prendendo pallonate in faccia e cazzotti. E lui nel mentre dice ste Sì. cose. Questa è la cosa che mi fa più ridere, capi? Che lui nel mentre pum bam. Ma c'è il Sapevo che corriere mi ha anche fatto qui. una cosa- Risalve anche a lei, signor Corriere. cose. Ah, La lo cosa più ammetto. interessante, voi l'avete notata? Cosa? Facci capire Che un attimo. no, che lui non sta attaccando Mori, cioè Sunny, Ah, è vero, sta attaccando solo che cioè però che l'ha non detto è stanno Kell il mai suo attaccando arcinemico. Sunny. Oddio, prima nessuno ci ha attaccato, davvero? No, Noi ci siamo la- curati la perché vita abbiamo che ci fatto manca- l'abilità. Ah, è vero, Sì, la ci vita ci mancava la mancava già vita da prima. Perché abbiamo fatto le cose per le mosche. È vero, cazzo, hai ragione, non ci ho pensato a questa. Lui se Ero stanno solo convinto. Sanni No, più che è altro è da perché noi abbiamo ornamentale. paura adesso di Sanni, dato che lo chiamano il pazzo col coltello. Ma sei ancora lontano anni luce dal potermi sconfiggere. Non so. No, è impossibile. Inverosimile. Assolutamente inconcepibile. Lui in corso lo sta facendo, ti prego, non mi accoltellare, ti prego, non mi accoltellare. Sì, abbassa Sì, attacco, dentro di abbassa sé. tutto. Tanto tu mo dovresti essere morto. No, no, non posso permettere che finisca così. No, è finita. Figure me, No, davanti alle ragazze. non posso arrendermi. Abitanti della Terra, No, l'ha detto! L'ha detto! donatevi la vostra forza. Sì! Sì! Guarda che c'è pure Laura. Sto facendo la carica dell'energia. Questo tizio è così strano. Che Non capite un sfigato. cazzo. Non capite Non vale niente. quei $10. Come $10? Andiamocene. Secondo me li stavo aveva pagando. invitati a mangiare. No. Capito? Ah no, diretto. Ah vabbè, pensavo No. fosse una cosa un pochino più carina. Ragazze, vi prego, non andate via. Posso darvi altri soldi. È bellissimo. Ah, No, c'è il parrucchino. C'è una parrucca in testa. è per essere un Mai, Super no. Saiyan, ce l'ha. Giustamente. Michael. Non c'è nessun Michael qui. Per favore. Non ti chiederò nient'altro per il resto della mia vita. Dici semplicemente dove opri e ce ne andremo. D'accordo. Te lo dirò, mio caro Kell. Ma ad una sola condizione. Dovrai chiamarmi Ilma. Lasciamo perdere. Andiamo a cercare Kim. Probabilmente saprà dove opri. Lei è Yes. Vanza Dorani Dolci, quindi Stavo credo partendo che la li troveremo soundtrack. subito. No. La squadra G. E tra l'altro lui è palesemente riferimento alla squadra Genius.
Sì. No, vabbè. Un plauso. Sì, veramente un plauso. No, vabbè. E lui mo rimane così tutto il tempo. Vabbè. Sì. Sì. Aspetta Per che forza. Kell lo chiami il Maverick. Infatti partirà la post credit con lui che sta in piazza e Kel che fa vabbè, il Maverick e lui torna a casa finalmente dopo 20 giorni che stava fermo. Allora, eccoli qua. Ma quello è Logan. C'ha pure le puntine, guarda, le Wolverine. No, ancora meglio. Lui è Robert Downey Jr. Conoscendo Kim Evans, probabilmente saranno qui da qualche parte. Oh, ehi, eccoli. Brigati Vance. Cerchiamo di prenderne il più possibile. Se ne Ehi, là le Kim, caramelle. No. per caso hai visto Aubrey? Ma è quel nerd di Kell. Forza, Vance, andiamocene. Fermi dove siete. Ma le avete pagate? Nerd, levati dal cazzo, dimentica di avermi vista. No, aspettate, non sono qui per fare la spia. Voglio solo sapere dove si trova Aubrey. Aubrey? Non ne ho idea. Anche se lo sapessi non te lo direi. Ne ho abbastanza per oggi. Kim, facciamo un patto. Se mi dici dove è Aubrey, non dirò che state rubando tutte le caramelle. Ma così stai facendo la spia? Perché non A ti fai gli posto, affari fottuti. tuoi? Sgamati. Se mi dici dove è Aubrey, non dirò nulla. Di nuovo voi due. Pensavo di essere stata chiara quando vi ho detto di non mettere più piede in questo negozio. Su, sorridiamo. Oh no. Nera. Prima che chiami la polizia, rimettete a posto quelle caramelle. Su, sorridiamo. Ci hanno beccato. Vuoi le caramelle? Eccotele. Colpo Forza, di Vance. scena, giustamente. Andiamoci da questo buco. Vi sta bene? Scusate. Uffa. E adesso come troviamo Aubrey? Dai, Sunny, seguiamoli. Andiamo. Posso dire una cosa, Master? Vai, dica. Secondo me Aubrey semplicemente sta all'ospedale perché gli abbiamo chiamato una coltellata. Anche quella è una possibilità. Sta palesemente Effettivamente. ricoverata perché aveva un'emorragia, quindi starà là. Per quanto mi riguarda. Io ipotizzo, Master, una cosa logica. Però, Per dire. per dire. Aspetta un Prego, continua. secondo. Credo di aver avuto un'idea. Ma gli ha comprato le caramelle per... Grande. sì. Scusa per l'attesa, raggiungiamo Kim e Vance. Andiamo. Allora, dove sono? Forse a casa? Di qua non ci sono, non dovrebbero essere fuori, semplicemente dovrebbe partire una cutscene. Eccoli qua. Grumble. Ah, Oh, ho scusa, saltato il Vance. dialogo. Niente caramelle per oggi. No, non di nuovo. Penso di essere in crisi in astinenza. Torniamo a casa e basta, dai. Di questo passo faremo tardi per cena. Fermi. Ho qualcosa per voi. Kell, ancora tu? Che cosa diamine vuoi? Decidi dove è Aubrey e vi darò questa intera bustona di caramelle. L'intera busta? Voglio dire, non puoi comprarci con le caramelle. Perché ci hai preso? Però è anche vero che non mangiamo caramelle da un'intera settimana. E lui ha un'intera busta con sé. Non dobbiamo neanche pagarle. Puoi chiedere almeno se lì dentro ci sono le caramelle Mu? Basta, Vance. Dobbiamo essere forti. Quando andremo a casa di papà ci darà tutte le caramelle di questo mondo. Non credo. Penso D'accordo. di no. Ma sappi che lo faccio solo per te. Kim, Vance, sto aspettando. Giammai. Come se accettassimo delle caramelle da un paio di nerd come voi. Sul serio? Ero sicuro che avrebbe funzionato. Stai solo perdendo tempo. Noi ce ne andiamo. Aspetta.
ti prego, Kim, sei l'unica pista che abbiamo. Per favore, prendetela. Dentro ci sono anche le caramelle Mu. Ah, hai detto caramelle Mu? Capisco. Questo cambia tutto. Ecco. Volete sapere dove sta Yeah. Aubrey? Risolviamo la botte. Se vincete, No. vi dirò dov'è Aubrey. Ah, Ma se vinciamo noi, ci darete tutta quella busta di caramelle. Aspettate un attimo, non c'è bisogno di combattere. La busta ve la darò comunque se me lo dite. Ma io voglio combattere. Forza, in guardia voi Ma due. perché? È ora di fare a botte. Ma perché mi piace così tanto combattere? Bene, sai che non abbiamo altra scelta. Avanti, Sunny. Ormai so come funziona. noi avevamo trovato pure l'accordo, no? Che cazzo c'hai in Ah, bocca? È una O sigaretta. una sigaretta o è una O sigaretta o un un lecca-lecca. lollipop, un No, lecca-lecca, non mi viene in mente. lecca. Ma poi c'ha le caramelle in tasca. Che vuol dire non mangio le caramelle dalla settimana, ce l'hai in tasca? Ma tu devi capire da quanto tempo stanno là dentro quelle caramelle. Ah, ho capito. Ci potrebbe essere anche questa possibilità qua. È vero, state in guardia, non perderò contro dei nerd come Allora. voi. Io devo curare Kel, mi sono scordato. Iniziamo ad alzare un pochino l'attacco. Quindi effettivamente Master, lui è Barley, quello a destra. No, quello a sinistra è Barley e quello a eh, destra è il mostro che gioca con lei. esatto, sì, scusami. E non era Barley il nome del mostro? No, Barley è il nome di quello piccolo, Vance è il nome anche del mostro grande. Anche nel mondo di Omori? Sì. Ah, ok. Sì. Ok, comunque vabbè, sì, è lui, pure con le caramelle, lui ce l'ha nella tasca, quello invece l'ha azzeccate dietro la schiena. Esatto. È enorme, si fa corrompere facile. Vabbè, ci sta, sì, è lui, è lui. Ma pure le cornette, guarda che bello. Allora, non mi sa E che una anche, ce l'ha cura anche la nel devo corpo. usare. Sì. È un po' Logan, dai, ce l'ha le cornette. No, è Ok, svenuto. meno uno. Cazzo di guaio, è Facciamo il svenuto. cerotto. Comunque cittadina tranquilla si sono azzuffati 27 volte da quando è uscito questo di casa. E ci Una credo che bambina c'ha è un stata... trauma. Sì, una Sunny. ragazza è stata accoltellata. Fino a, Tutto a posto. fino a 4 anni prima, la città tranquilla, serena, tutto a posto. Ok. Perfetto. Comunque tutti ragazzi, però lui c'ha la barba, peli sulle braccia e... Diciamo che proprio non è... Non sei proprio una gang di ragazzini, ecco. Allora, quasi fatto. Ci sono anch'io. Perfetto, distrutti di botte. Ok, quasi Mazza, morto si pure il grattava secondo. Ok, penso l'ultimo attacco soltanto. Ah, perfetto. Ok, finito. Ah, questa volta riesci a starmi dietro con le fight. Bene, bene. Dai. Ah. Non riesco a credere che abbiamo perso. Aubrey non lo deve sapere. Dai, Kim, torniamo a casa. È quasi ora di cena e mamma si arrabbierà se non arriviamo se arriviamo tardi. Cavolo, andiamocene. Fermi. Dove pensate di andare? Abbiamo vinto, quindi diteci dove è Aubrey. Oh, vero. Aubrey
è in chiesa, quella vicino a casa sua. Ah, È in chiesa? Giuro, sto dicendo la verità. Inoltre, se vi chiede chi ve l'ha detto, ditele che è stato Michael. Sì, a questo punto. Avanti, Kim, dobbiamo scappare. poverino. Sai come diventa mamma se facciamo tardi? Sì, giusto, hai ragione. Andiamo. Ci vediamo, nerd. Allora, io tornerei al centro commerciale per comprare delle medicine perché le ho finite. Sì, sì. Hanno preso la bustona di caramelle mentre non ero attento. Quindi hanno proprio la mano lesta. Vabbè, almeno ora sappiamo dove è Aubrey. Sperando sia vero. Non riesco proprio a immaginarmi Che Aubrey in fai? chiesa. Vai, andiamo a comprare le Allora, medizie. Ma scusate, perché di tutti i posti dopo una cosa del genere vai in chiesa? l'ultimo posto Forse dove via del avrei parroco? pensato di Magari. trovare, però può darsi, sì, Magari Aubrey è la può figlia del darsi. parroco. O come si dice per le chiese in America, Allora, non mi ricordo. uno di questo, Il in caso prete. d'emergenza, No, Ah non no, è il prete. prete. No, non è prete, Setti. Non è prete in questo caso qua. Al pastore. il reverendo, Pastore, anche pastore. reverendo Il va bene, pastore. però pastore era la parola, esatto, il Sì, 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 pastore. è pastore. Sì, 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 lo so perché sto guardando Young Due di Sheldon di questi nuovo. qua. E lo Visto? chiamano pastore. Il pastore. Magari sì, magari è la figlia del pastore. Io fossi avuto ospitato, continuo a dirlo che dopo una coltellata, un'occhiatina, però vabbè, fa niente, andiamo in chiesa. Tanto c'è l'incantesimo di guarigione supremo in chiesa, si trova. Allora, io Sei però via. a lui... No, no, però questo è proprio Diaraman. Con la N alla fine. Con la N alla fine, Quindi me ne quello è servono di due alla Arahan, fine. magari. Diaraman. No, tu mettici una N alla fine nel dubbio, Master, fidati, Di va Aran. bene sempre. Sì, 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 tu buttacela sempre dentro. Il pastore con le pecore. No, Francesco, non è il pastore con le pecore. Ah, è tornato. Ah, Ah, che ne sai, eh? No, è un'idea, dato che parlavamo di chiesa, non penso era il pastore con le pecore. Eccolo. Ok. ha cambiato Che posizione, però. intanto il Maverick è ancora là. Vabbè. Ma best PG Mio, comunque, Master. mio cazzo di Quindi padre. dobbiamo andare Aspetta un in attimo. basso a sinistra. Basta a sinistra, Un esatto. momento solo, scusatemi. Enzo, Come rispondi tu perché mi arrabbio. Non me ne sono mai andato. Vabbè, vabbè, Abbiamo dei dubbi al va bene, riguardo, eh. va bene. Allora, dimmi, Setti. Allora, no, stavo controllando una cosa se... ok. No, sto controllando una cosa velocissima. No, ok, possiamo andare in chiesa. Ok, allora, quindi di qua... Incredibile, abbiamo finito molto prima di quello che pensassi. Setti. Stati veloci. Cazzo, bravissimi. Mi sono visto tutti i fight del cazzo con il tizio che faceva la Genkidama, non è che se non scrivo non sei costone. Ma noi ti abbiamo interpellato e tu non ci hai risposto. Ergo, ci hai ghostato. Quindi sei un cattivo. Allora, sono fuori la chiesa. Prego. Vai. E Vedi, c'è c'è anche lo però... scooterino sì, di... Una vecchia la abitudine vecchia di Anzi, prima bicicletta. di entrare io vorrei... Aspetta, già è vado a partita vedere- la cutscene. Vabbè, aspettami un secondo, che vado a vedere se posso dare il pesce al gatto. Vai. Comunque tu intanto leggi perché puoi uscire dalla cosa. Allora, vabbè, falla Tranquillo. tu. No, è meglio che la fai tu. Eh. Allora, bene. Non mi affari. Eccoci arrivati. Questo è l'ultimo posto dove mi sarei aspettato di trovarla. Ho ancora dei dubbi, in realtà. Kim potrebbe averci detto una bugia. Aprirò un poco la porta per dare un'occhiata. Mi sembra tutto normale. Sembrano nel bel mezzo di un sermone. Oh, l'ho vista. È semplicemente seduta lì. Troppo strano. Non so, non mi sentirei a mio agio a interromperli. Forse è meglio aspettare la fine del sermone. Ok. Puoi andare al parco e dare il pesce al gatto. Intanto. Fermo, Sanni. Porco Giuda. Aspettiamo la fine Vabbè, del lo puoi fare... sermone. No. Ah. L'aspetto Vabbè, di qua vabbè. il Fa niente, sermone? fa niente. Ci sono.
Vai, guardate che c'ho il dialogo. Ok, ma devo aspettare qui così o devo Entra, triggerare qualche evento? Di entra. provargli. Ah, ok, ok. Sì, sì, sì. Kelly ti dice, siamo in mezzo a un sermone, non dovremmo entrare. Sunny non gliene frega un Ah, cazzo. ok, no, no, non ci stavo facendo caso. Eccoci qua. Wow, che coraggio. Beh, ormai non si torna più indietro. Avanti, facciamo silenzio. Vado direttamente da lei o Eccole. posso Sì, sì. parlare pure con gli altri? No, non puoi. Eccola lì, sulla destra. Andiamo al banco dietro di lei. Ci sono anche i 4 bambini di prima. Sì. Devi interagire con Obris. Obri! Psst. Obri! Ma cosa? Che diavolo ci fate qui? Vogliamo che tu restituisca l'album fotografico a Basil. Ancora con questa roba. Non vi riguarda. Ma davvero? Non ci riguarda? Un tempo eravamo migliori amici e ora mi dici che non ci riguarda più? Esatto, Kel. Eravamo amici, ma ora non più. Quindi andatene via. Prima di andare avanti così Ecco qua. in realtà per capire, no, no, per capire in realtà, solo per capire che in realtà in questa live non mi è stato molto chiaro. Qual è la vostra teoria più gettonata in questo momento? Nello specifico, aspetta, riguardo cosa? Proprio la trama del gioco. Sì, sì, di come sta andando la Allora, storia. vai, Lozzi, comincia tu e poi parlo No, io. a me ancora niente proprio di deciso e definitivo, che secondo me non ci manca ancora qualcosina per capirlo al meglio. L'unica cosa proprio certa che ti posso dire, c'è scappato il morto in qualche modo. Questo Mhm. penso concordiamo su sta cosa qua. Sì, io forse Ok. più nello specifico continuo a dire che il gioco in sé per sé alla fine è probabilmente una metafora comunque sulla perdita e su come affrontare la depressione in questo caso qua. Nostra Ok. sorella, come penso anche dirà questo dialogo a breve, comunque viene confermata morta, almeno io continuo a pensare che sia così. Noi siamo caduti in uno stato depressivo isolante praticamente, quindi siamo chiusi in casa. Nostra mamma forse non la vediamo mai perché si è buttata tutta nel lavoro da quando è morta nostra sorella. I contatti si sono rotti con gli amici e adesso bisogna capire però in sé per sé. Noi abbiamo capito del perché abbiamo la depressione se nostra sorella è morta. Ok. Voglio capire il perché la morte di nostra sorella ha fatto diventare Aubrey cattiva, diciamo cattiva o comunque rompendo le amicizie e facendole frequentare gente come lei, quindi di Indiscutibile. bulli. Esatto. E perché Allegramente simpatica. pure Basil perché non si sono cioè perché poi tutti gli altri sono il fratello di Kelly Liro lo posso anche capire. Se si frequentavano e tutto, gli è morta la fidanzata, se n'è andato fuori, poi ci sta. Vorrei capire però perché Aubrey ha avuto questo distacco dopo questa cosa Si qua. deve vedere l'evento È scatenante Basil. qual è? Che Esatto. comunque la base a noi manca, Quindi quella io mi là. tengo su questa cosa qua comunque, Master. Va bene, va benissimo. Sai, Mary, sai, Mary sarebbe stata molto triste nel sentirtelo dire. Vuoi veramente metterla in mezzo? Non c'entra nulla con tutto questo. Ecco, Non... Come se importasse qualcosa la sua opinione. Mary è morta. ecco, appunto. Aubrey, ma che diavolo? Cos'è che non va? Ho capito che era dei nuovi amici, ma non puoi dimenticarti di quelli vecchi. I miei vecchi amici? I miei vecchi amici non ci sono stati quando ne avevo bisogno. Quindi è per questo che ti comporti così? Quando Mari è morta, abbiamo avuto tutti i nostri problemi. Eravamo bambini. È stato difficile, lo sai bene. Hm. Pensi davvero sia così semplice? Sei davvero ingenuo. Lo sei sempre stato, dopo tutto.
E se anche fosse, meglio che essere una bulla come te. Come hai potuto trattare così Basil? Sai quanto è importante l'album fotografico per lui? Non solo per lui. Non è una buona ragione per rubarlo. E questo che ti ha detto Basil, lo sto solo tenendo al sicuro. Che stai dicendo? Appartiene a Basil e non andrò via finché non lo restituirai. Non ti stanchi mai, vero? Quando Mari è morta, sei riuscito a voltare pagina così facilmente. Sai perché vengo qui ogni settimana? Sto ancora cercando di trovare un po' di pace, ma pare che nemmeno oggi avrò quel che desidero. Kel, sono 4 anni che non parliamo. Sai quante cose sono cambiate? Non ne hai idea. Tu e Sunny pensate di poter tornare all'improvviso nella mia vita per dirmi cosa fare? Scordatevelo. So che sono cambiate molte cose, ma sotto sotto so che la vecchia Aubrey esiste ancora. Quella vecchia Aubrey è morta con Mari e non tornerà mai più. Ok, lo capisco ok, lo capisco. Sei arrabbiato. Se sono delle scuse, quelle che vuoi, ecco qui. Mi dispiace, ok? Sarei dovuto esserci per te quando Mari è morta. No, non le accetto. Aspetta, ladra, dove pensi di andare? Devi Minchia. restituire a Basil il suo album fotografico. Che succede? Mamma mia, che Basil? figuraccia. Non è quel ragazzo che Aubrey e i suoi amici stavano bullizzando? Ora si è messa anche a rubare. Ops, Aia. pensi di essere dalla parte della ragione, vero? Perché vuoi farmi passare per la schifosa bulla che terrorizza il piccolo e indifeso Basil? Non sai niente di questa storia. E poi ti ricordo che sei insieme allo psicopatico che va in giro con il coltello. Aubrey, non è il momento. Eppure Ma c'ha stai ragione. zitto. Mi avete stancato. Senti, ho già detto che mi dispiace. Se pensi che sia cattiva, ti accontenterò. Attaccatemi se avete il coraggio, o lo farò io. Ragazzi, fight in chiesa. Momento. A Secondo me la scappare host non si descrive scappa. benissimo il momento. Sì. Vabbè. Facciamo una prova. Magari si ferma. Ma non ti voglio attaccare. No, Francia, ammazza ragazzina, dai. No. E il fucile non ce l'abbiamo. Già stanno iniziando a Ma come criticare si è tutti. Va vestita, bene, vabbè. va bene. Beh, Mm. porco Giuda! Madonna. Sai, questo sarebbe un fight che sarei quasi tentato di perdere. Ha anche portato un'arma in chiesa. Che ragazzino in civile. Ma non si fa niente. Non lo so. Perché siete qui? È la domanda, Aubrey. Mm, E pensano Luogo di di fare questi preghiera. Non c'è delinquenti. spazio per È le un luogo di risse. preghiera, non c'è spazio per le risse. Giustamente. Eh beh. Se solo per uno. Perché? Perché adesso? Minchia, questo qua è deep as fuck, non so se con te l'ha fatto. Aubrey, c'è scritto Aubrey sputa sulla tua scarpa. Aubrey non ti attacca, nessuno ti sta attaccando, Effettivamente è vero. ma ti sputa addosso. Però c'hai la caga. Mo' hai paura di 2, pushare. 3. Tocca. Pallonata. Sì, però mamma mia,
quanti danni. Oh, fa proprio male. Mamma mia. Una disgrazia per tutto il quartiere. Che incazzata nera, quanto mi piace questo sprite, Dio. Mm. Possiamo permettere un altro attacco. Aia. Saperlo ti mettevo in difesa. Ed effettivamente tutto questo che stiamo vedendo rispecchia le emozioni in game delle loro versioni. Sì. Questa è la cosa. In questo Aia. universo, in questo mondo, che sia reale o che sia anche questo mondo finto o qualsiasi cosa, in questo mondo le emozioni non si usano e quando ci sono rispecchiano effettivamente. Non è come nello psicospazio, che si chiama Sì. così. Qua sono proprio descrittive. Quindi Hiro in questo caso per la tristezza ha preso Adesso anche a noi ha sputato sulla scarpa. sì. Kelly invece ha affrontato il lutto a modo suo ed è andato avanti col sorriso per quanto possibile. Dai, l'ultimo attacco. Porca la puttana. Ah, ci sei riuscito. Sto solo perdendo tempo. Date a quel paese. Da quando suo padre se n'è andato è incontrollabile, irrispettosa. Mi dispiace per sua madre. Fatto bordello. Cavolo. So che negli ultimi tempi si è comportata male, ma non si merita tutto questo. Forse non è stata una buona idea. No shit, Sherlock. Mi dispiace, Vincenzo, non possiamo andare direttamente da lei. Oh no. Sì. Che faccio? Io direi che la prima cosa che andiamo a fare è andare tutto dietro e c'è una porta. Andare tutto avanti, c'è una porta sia a sinistra che a destra. Questa qua. Allora, Mamma vediamo mia, prima senza questa musica, qua. senza niente. E il cimitero. Ecco qua. Porca vacca. Detto a noi serviva un dettaglio. Era questo qui. Voglio fare i Fiori. complimenti a Mano, che come ho detto, questa cosa è capibile già da un po' che Mary è morta. Solo che se non vai sulla strada giusta, non ci arrivi. Però ci sei arrivato, perché l'hai detto Diciamo che molto prima. l'inizio è bello grosso No, come sì. indizio. La scena iniziale. Tornandoci adesso. La cosa che a me ha colpito tanto quando ho giocato questo gioco è che questo qua è il terzo giorno, ragazzi. Sì. Il fatto che Mary è morta, molta gente se lo aspetta che sia il plot twist finale. Invece no, Questo è in realtà no. Quindi mancano ancora 3 ci giorni sono altre, prima che finisca il gioco. altre cose sotto. Sì, c'è molto da vedere. Dai. Non fare così, dai, Gianmarco. Oh, I pezzi del il puzzle. puzzle. E quindi mo questa quindi è la lapide di la Neb. Daisy e l'altro quindi. Neb. Non lo so, Neb. in realtà non è confermato niente. Hai visto che c'è del pane? Sì, Su una in lapide? basso a destra. Mi sono perso il pane. Ok, è il simbolo. Qua. Ah sì, c'è del pane. Tu cerchi il pene ma becchi il pane. È ancora croccante. Paperella gay. Paperella LGBTQIA+. È questa qua. Vai. Ci viene gentilmente la nostra amata La Mary. nostra amata Mary. Il sole splendeva più intensamente quando eri tra noi. Quando eri tra noi. Mary. Sembra essere passato così tanto tempo.
penso ancora molto a lei. Sono sicuro lo faccio anche tu. Sai, quando Mary è morta, Hiro perse interesse per qualsiasi cosa. Non voleva uscire dal letto, non voleva mangiare. Aveva smesso di prendersi cura di sé e di cucinare. Rimase in questo stato per 1 anno. Mamma e papà non sapevano più cosa fare. Abbiamo provato ad aiutarlo in tutti i modi, ma non serviva a niente. Una notte decisi di parlargli. Era rannicchiato sotto le coperte, quindi mi misi vicino a lui. Gli dissi che ci mancava e che voleva e che volevamo si sentisse meglio. Che eravamo tutti preoccupati, che Mary non avrebbe voluto vederlo in questo stato. Credevo di starlo che lo stavo aiutando, però Hiro si arrabbiò. Improvvisamente si alzò in piedi e iniziò ad urlarmi contro. Mi disse tante cose, alcune di queste cose anche molto pesanti, anche se non ricordo in dettaglio cosa mi disse. I suoi occhi erano rossi, ma più mi urlava contro, più piangeva. Provai a calmarlo, ma qualsiasi cosa dicessi lo faceva stare peggio. Non avevo mai visto Hiro in quello stato. Ne rimasi sconvolto. Ed ero così spaventato che, iniziai a piangere anch'io. Alla fine mamma e papà corsero in camera ad abbracciarlo e a farlo calmare, anche se mi ignorarono del tutto. Fu in quel momento che Hiro tornò in sé, perché quando se ne accorse, corse subito ad abbracciarmi. Non la smetteva più di scusarsi. Nei giorni seguenti Hiro iniziò a sentirsi meglio, tornò a prendersi cura di sé, a concentrarsi sugli studi e iniziò anche varie attività extrascolastiche. Ha un talento naturale, ma si impegna tantissimo lo stesso. Sono molto fiero di lui. Rispetto a prima è molto più introverso, ma sono veramente contento di aver riavuto indietro mio fratello. Ti chiedo scusa per il monologo. Non credo di averne mai parlato con nessuno prima d'ora. Non è colpa sua, ma penso che Hiro si ritenga ancora responsabile per la morte di Mari. Allora, Non è mai venuto qui, nemmeno una volta. So che è doloroso, ma forse gli farebbe bene. Almeno credo. Verone Un'orchidea a irone bianco. bianca. Nel linguaggio dei fiori rappresenta la frase: i miei pensieri ti seguiranno nei tuoi sogni. mm, allora, effettivamente c'è anche da capire com'è Dobbiamo morta. vedere qualcosa nel mondo di Omori Esatto, e decifrarlo un attimino. perché comunque se lui si ritiene responsabile vuol dire che probabilmente lui c'era quando è successo. Quindi mo il nuovo Nel pensiero senso è sì è. come è morta Mary effettivamente. Perché si sente in colpa? Esatto. Lui probabilmente Un era gusto tipico della presente, si città. incolperà per qualcosa che palesemente non avrebbe potuto mai fare, ma in cuor suo avrei dovuto farlo. Allora. Mamma mia. Adesso Senti, c'è una cosa adesso? molto importante. Ok, Il dimmi. pianoforte. Ah, Un Un pianoforte. pianoforte. Porco Giuda. Ok, niente. Un pianoforte, Oh, a porca di posto. quella puttana. che è successo? Non era un pianoforte. Che è successo? Oh, cazzo. Questa cosa non ne avevo idea. Cazzo, mi ha completamente distrutto questa cosa. Cioè? No, in che senso? Che Non cosa? lo saprete. Non lo saprete. Come non lo saprei? Fino No, a quando non sarà il tempo, a quanto pare. no. Ma come quello dici vai al pianoforte è importante, poi... Ah, vabbè, poi vediamo. Va bene. Che suonava? La soundtrack Perché di Omori? ci doveva essere... No, ci doveva essere
nel dialogo ci doveva essere qualcosa di importante scritto. Ok. Però a quanto pare quel qualcosa di importante si scatena dopo un evento di gioco. Ok, vabbè. Mamma. Devo Ok, fare una parla- lettera di protesto al sindacato dei maestri. Questa cosa. Va bene. Va bene. Normalmente non tollererei una lite nel bel mezzo di un sermone, ma sembrava una questione molto importante. Grande prete, quella ragazzina viene qua da ormai qualche anno. Ogni settimana la vedo sempre sola. Mi chiedo se abbia qualcuno con cui parlare. Qualche volta ho provato a chiederle se andasse tutto bene, ma non fa altro che insultarmi. Sembra molto turbata. Le servirebbe un amico. Vai, adesso dimmi l'ordine e leggiamo tutti. Allora, aspetta, Datemi solo un partiamo secondo dai prima di iniziare, 4. ragazzi, devo fare urgentemente pipì. Quindi aspettate un attimo prima di iniziare, faccio subito. Non sono dialoghi importanti, eh? Ok, vabbè, se non c'è lore, Ok, ok. allora, aspetta, faccio partire il primo. Signora vestita bene. Oh, caro. Sniff. Sembra che il più piccolo dei nostri figli non sia venuto in chiesa. Ah, Michael, dove Ah, sei? eccolo. Perché mi deve far preoccupare tua madre? Mi ero scordato che lo dicessero subito. A posto. Il Maverick è figlio loro e io li adoro. La nostra famiglia va in chiesa una volta a settimana. Facciamo anche 2, facciamo anche 3. Va bene. Ok, non c'è niente di No. particolare. Loro due dicono che sono la stessa cosa. Quindi loro sono Siamo i con il genitori del vertice. Maverick. Sì, e i fratelli del Maverick. Ok, i Genitori e fratelli Maverini. del Maverick. Ok. Libreria c'è qualcosa? No. Pila di libri grandi e pesanti. Non capisci la lingua in cui sono state scritte la maggior parte delle copertine. Ok, saranno Probabilmente in in latino latino. o... sì. Ma... Allora, signore anziano, fedele. E io che volevo passare il mio giorno di riposo in tranquillità. Basta. Ok. Fine. Ora che quella ragazza è andata via, Signora. tutti i miei amici torneranno nuovamente in chiesa. Ok. È terribile come cosa. Io Sì. non ho parole. Non sarò io a giudicarti, ma il Signore. Ok. Questa cosa la odio. Dove sono le vostre buone maniere ad azzuffarvi così? Dovreste vergognarvi. Questo ci sta come dialogo, però figa. Allora, sono uscito Sì. e c'è una luce fortissima. Si ritorna nella stanza bianca. No. Ah, ok. No, se staccava adesso era molto cattivo. Quindi adesso è pomeriggio. E più che altro è sera. Ah, Sta ok. diventando sera. Ah, eccomi qua. Oh, Allora, è perfetto. cambiata Ah l'ora no, del una giorno. domanda importante. Tu quando è che devi andare? Allora, Allora, sono 0:13. alle 13 in una mezz'ora. Meno. Perfetto. Ok, ce la facciamo. E io godo. Vai. Tantissimo. Dove? Vai, puoi andare avanti, puoi andare avanti. Proprio dritto per dritto. Eccola. E invece casa di... Abita lei là. Sì. Hai visto anche tu? Oppure ha gettato qualcosa nell'immondizia? Controlliamo. Non ci credo. Ma è l'album fotografico di Basil. Non posso credere che l'abbia buttato. Abbiamo fatto bene a controllare. Ma guardando il lato positivo, almeno adesso abbiamo l'album fotografico. E ci abbiamo messo solo mezza giornata. È lavoro di squadra. Che ne dici di un batticinque, Sanni? Sì. Assolutamente sì. Yeah.
Dai, riportiamoglielo prima che faccia buio. Sarà molto contento di rivederlo. Vai, andiamo a casa di Basil. Ah, il trofeo per il Batti 5. Sì. Allora, ed era la prima qua a destra. Toc toc. Siamo Kel e Sunny. Oh, Ela? Chi siete? Ciao Basil. Oh, aspetta. Ma tu chi sei? Ah, scusate se non mi sono presentata. Mi chiamo Poli e sono la No, tutrice Polly. di Basil. Poli. Non è Polly. Ciao, cosa c'è? Ehi Basil, abbiamo ritrovato il tuo album fotografico. Davvero? Ci siete riusciti? Wow, grazie. L'ho segnato con la forza e l'hai consegnato. Ehi piccoletto, non mi avevi detto che sarebbero passati i tuoi amici? Volete cenare con noi? Fare cugini sempre un po' troppa roba. Volentieri. Forza Sunny. Cibo gratis? Ricordatevi sempre, il mio motto è io pagherei per il cibo gratis. Giusto. Fate come se foste a casa vostra. Io vado a finire di cucinare. Wow, non entro qua dentro da tanto tempo. Hai ancora più piante di prima. Ah, già, mi piacciono molto. Alcune di queste c'erano fin da quando eravamo piccoli. Wow, si vede che le curi spesso. Ah, Basil. Sei sempre il solito Basil. Con il pollice verde e la passione per le fotografie. Oh, mi è venuta un'idea. Ora che abbiamo nuovamente l'album fotografico, possiamo guardare le foto insieme. Ah, ecco, non saprei. È da tanto che non guardiamo tutti insieme, no? Sarà divertente. Certo, va bene. Ecco qui. Allora, prima che vediamo le foto, il reparto piante nel Fixit, in fondo a tutto, quando ci ha fatto vedere quella piccola cutscene, quell'evento è successo lì. Che cosa? Quando siamo andati al Fixit, in alto, Sì, c'era la un parte storico con le Basil. piante, abbiamo visto quella piccola scenetta lì. Aubrey e Basil, sì. Ok. Allora, parto dalla prima. Mhm. Io niente, leggiamo. Questo qui niente. è il regalo, non so se ve lo ricordate, quando siamo arrivati qua nel mondo reale, prima stavamo facendo un percorso tutto che c'erano tipo dei ricordi di loro da bambini. Sì. Tutti quanti si possono ricollegare a queste foto e questa foto è appunto collegata a il regalo che hanno detto Sunny, quest'anno avrai solo un regalo, ma è da parte di tutti noi. Sì. Ok. Ed era forma strana. Era un violino. L'ha allungato. Ok. Quindi Sandy c'ha comunque una predisposizione per la musica. Ok. E c'è una cosa molto importante che voi non avete notato fino ad adesso. Io ve lo dissi all'inizio che c'è una cosa frequente nelle host dei boss. No, non ci ho fatto proprio caso. Non l'avete mai fatto caso, perché io ve l'ho detto proprio all'inizio, non ci avete fatto caso, ed è il violino. In molte canzoni c'è il violino. No, non ci avevo fatto caso, onestamente. In molte canzoni c'è il violino. Ok. Vabbè, giustamente. È proprio nella psiche di Sunny. Oi, Pierluigi. La mia prima foto. Questo è il mio miglior amico, Sunny, che prova il suo nuovo violino. Sta ricominciando a suonare per potersi esibire insieme a sua sorella Mary. Che bello. Solo Kel, che si comporta da Kel, così tanti
Troppi cappellini. Sunny che fa il gamer. Sunny che gioca ad un videogioco sul divano. È un po' timido, ma sa ascoltare. Quando sto male mi sfogo sempre con lui. A volte penso di dargli fastidio, ma sono solo le mie paure. Siamo tornati dal parco. Michael è ancora pieno di energie. Ha sfidato Hiro a braccio di ferro, ma sappiamo tutti chi vincerà. Per favore, Hiro, facci piano. Sapevo che sarebbe finita così. Mi dispiace, Kel, andrà meglio la prossima volta. Bellissimo. Kel è ancora un po' arrabbiato per aver perso a braccio di ferro, così Hiro ha deciso di dargli un bacetto per fare pace. Kel non sembra aver gradito l'idea. Ah, l'amore fraterno. Questa foto c'era anche nello psicospazio. Ah, sì. Oh. Io che mostro a Salvi un libro che sto leggendo. Mentre ero distratto, Mary ha preso la mia macchina fotografica e ha scattato questa foto. Dovrei fare più attenzione alle mie cose. Anche questa sembra di ricordarmela. Sì, c'era anche quella. Questi peluche sono tutti i personaggi che ci sono nel parco giochi. Oh, eccola, infatti vedo il cosino blu davanti a tutto. C'è il cosino subito. blu, c'è Happy, c'è Browse, quello che urla fortissimo, c'è Nose, quello che fa bim bum bam. No, Ci è sono l'amico di tutti. Enzo. Bobusette, Anche ragazzi. Bobusette Dai. da qualche parte c'è. Ok. Foto mentre siamo sommersi dai peluche di Sunny. Ne ha così tanti e sono tutti così soffici. Vorrei poter rimanere qui per sempre. Guardate Sunny quanto è sempre stato apatico. Cazzo. Sì, troppo nel chill. Mary sta insegnando a tutti come fare delle corone di fiori. Ecco Sunny e Kel che guardano quella che ha fatto come esempio. Le è venuta molto bene, vero? Se solo anche lei la pensasse così. Hiro sta ancora facendo la sua corona di fiori, ci sta mettendo un po', ma ha quasi finito. La sua persistenza è lodevole. Oggi piove tantissimo. In primavera è normale che si metta a piovere a caso. Aubrey mi ha chiesto di farle una foto col suo nuovo impermeabile ed il suo colore preferito, il rosa. Aubrey non vuol far riparare Kel sotto l'ombrello, ma lui non sembra importare. Dice che gli piace il sapore della pioggia. Cazzo quanto è drippo Mori in quella foto comunque. Un sacco. Fortissimo. Solo Kel che si comporta da Kel, di nuovo. Siamo andati da Hobbiz e il proprietario gli ha detto di togliersi l'impermeabile, dato che stava bagnando tutti i fumetti. Che figuraccia. La scuola ultimamente non ci dà tregua, ma oggi abbiamo finalmente trovato il tempo per stare insieme e andare al parco. Ecco Kel che fa dondolare le sue gambe da sopra un albero. È così bravo ad arrampicarsi. Vorrei essere coraggioso come lui. Oggi è il primo giorno delle vacanze estive, quindi volevamo festeggiare andando in spiaggia. L'anguria è il frutto preferito di Aubrey. Nelle foto non c'è Mary comunque. Dissitante arancia Joe. Non dovrei avvicinarmi troppo, o potrebbe bagnarmi la fotocamera. Purtroppo ho l'abitudine di rovesciare le bevande. Abbiamo seppellito Sunny nella sabbia. Ci abbiamo messo un sacco, ma per ora sembra che si stia rilassando. Chissà se più tardi servirà una mano per uscire. In ogni caso, Molto ti terrò fatto, molto compagnia. piacevole. Eh sì, oggi Sunny compie 12 anni. Anche se io, Aubrey e Kel frequentiamo il suo stesso anno di scuola, è il più piccolo del gruppo. È per questo che dobbiamo prenderci cura di lui. Sunny regge un regalo enorme da parte di Mary e Hiro. Ah, chissà cosa ci sarà dentro. È il gatto! Eccolo qua. Non si capisce molto, molto bene dalla foto, ma Mary e Hiro gli hanno regalato un set gigante di blocchi da come? costruzione. No, Sunny sembra più interessata alla scatola, però. No, Sunny Si è con comporta un proprio come gatto. Miwu. Esatto.
La nuova gattina di Mary. No. Allora, Beh, aspetta, fermo, setti, fermo. dimmi tutto. Qualcosa che c'entra col gatto. Mo' tutti quei gatti che abbiamo visto nelle pagine nella zona bianca, mo' ci abbiamo un dettaglio importante che sono il gatto di Mary. È il È il della gatto di vita. Mary. Biwo è il gatto di Mary. È il gatto di vita. Umori, Ma poverello. Sunny è nato il giorno del mio compleanno, e mo' ci sto facendo caso, il 20 luglio. Sì, Ah, Vabbè. cazzo, davvero? Sì, sì. incredibile. Spettacolare. Ragazzi, è Mo' stavo riferenze leggendo la fotoniche. data e ho detto, cazzo, ma è il mio compleanno quello. Per Vabbè, forza. vabbè. Spettacolare. Vai, C'era destino. andiamo avanti. Ma Sunny e Miwo non vogliono più uscire dalla scatola. Così Kel gli ha messo dentro una ciotola di cibo. Penso che questa sarà la loro nuova casa. Oggi andiamo a caccia di insetti. Ecco Kel pronto a buttarsi sulla sua nuova vittima. Oh, c'è anche Sunny. Sembra un po' assonnato. Guardate che bello Sunny in fondo, proprio. Madonna mia, è perso. Sembra Rufi. Sono andato in bagno e quando sono tornato ho trovato questa foto. Kel dice di averla scattata per sbaglio, ma non gli credo. Oggi è il primo giorno di scuola. Io, Sunny, Kel e Aubrey ci siamo alzati di buon'ora. Aubrey è sempre così fotogenica. Ah, arrivederci estate. Ci vediamo l'anno prossimo. Fine. Finite. Togli e controlla un attimo quante... No. No, fai no? Ok. Controlla quante foto mancano. Ma perché Mary non c'era proprio nelle foto. Mm. Aubrey le ha Non ci tolte sono... tutte prima di buttare l'album per Si ridarcelo è preso comunque. tutte le foto di Mary, sì. Mi sa di sì. O Per se le ha ridarcelo un prese... cazzo, l'ha buttato per Sì, beh, buttarlo. poi l'ha buttato. Ok, queste foto da È qualche anche parte vero però che stanno. pure Basil non voleva vedere l'album. Quindi magari le ha tolte lui. Prima di Avrà tirarle. qualcosa da Comunque queste nascondere, foto Basil. esistono. Potrebbe. Allora, chiudere l'album, sì. Oh, cavolo. Sembra che manchino un sacco di foto. Ecco. Forse Aubrey deve averle tenute per sé. Domani ce le riprenderemo. Ora non pensiamoci, piuttosto. Cavoli quanto ero basso. Da quando io ero partito per il college sarò almeno cresciuto 30 centimetri. E comunque ci abbiamo la conferma che Sunny ha 16 anni Sì. e Hiro e Mary adesso ne avrebbero 18. Sì. Ok. Perché loro sono al college, non Sì. è detto, ma sono 2 anni più grandi di noi. Sì, almeno 2 anni comunque, però sì. Almeno 2 anni comunque. Non vedo l'ora che torni. Quest'anno finalmente sarò più alto di mio fratello. Comunque Basil, non preoccuparti delle foto mancanti. Io e Sunny sistemeremo tutto. Tu pensa solo a tornare felice e spensierato. Ok, ti ringrazio, ci proverò. Scusate per l'attesa. Per la cena ci vorrà più del previsto. Uno di voi sarebbe disposto a darmi una mano? Certo, ci penso io. Me la caverò, grazie all'esperienza fatta in cucina con Hiro. Oh, vediamo che sai fare. La cucina è da questa parte. Credo sia abbastanza visibile. Vabbè. Io direi parla con Basil, per favore. Oh, ciao Sunny. Parlaci ancora, per favore. È bello rivederti dopo tanto tempo. Parlaci ancora, per favore. Perché mi stai fissando? Sgamato. Va tutto bene? Ho paura. Questa faccia, ditemi voi cosa vi descrive questa faccia che sta facendo. È la faccia di uno che nasconde Terrore. qualcosa. No, a me mi dà l'impressione proprio di Letteralmente. terrore. Sì, ma più che altro è terrore di essere E se fossero sgamato, entrambe? secondo me. Sì, assolutamente. È terrore di essere sgamato. Ce le ha lei le palesemente. foto? Le ha tolte lei? Lui. Lui. L'ho vista in un hentai, dice il Corriere. Non credo soprattutto perché è un maschio.
prova a reinteragire con l'album, magari non lo so, si triggera qualcos'altro. No. Aspetta un attimo. No. Andiamo a vedere in Allora, camera. stanzola. Questo La è molto macchina importante, fotografica qui ragazzi. è Ok. molto polverosa. Vuol dire che non è stata utilizzata. Non ne fa Lei più. amava scattare fotografie, poi ad un certo Lui. punto lui, a forza la voglio chiamare lei. Desumere gender. Non non l'ha più voluto utilizzare. No, non l'ha proprio più usata, a quanto pare. È comprensibile. Il perché letto. Mm, Un letto dall'aspetto confortevole. senza voto. Lì, adesso sto per dire una cosa, però voi dovete comunque interagire con tutti i letti. Sì. Gli unici 2 letti che non hanno un prompt di valutazione sono quelli di Omori, cioè quelli di Sunny, e quelli di Basil. Gli unici 2 letti in cui Sunny dormirebbe sono quelli di Sunny, sono il proprio Suo e quello di di Basil. E basta. Tutto il resto non gli va bene. non ci dormirebbe. Beh, è anche vero che si capisce che c'è un legame particolare già dall'intro del gioco, praticamente. Che dobbiamo Sì. capire che cosa vuol dire quella scena. i fiori. Va un po' compreso. Poi comunque Basil lo descrive come il suo migliore amico nelle foto, quindi Sì. ci sta pure. Bisogna esplorare Tutto a un po'. sinistra per andare nell'altra Allora, stanza di aspetta. Vincenzo. Eccola. Ah. Mi sto perdendo qualcosa. Ah, è La la nonna di nonna. Basil Ok. respira regolarmente. E c'è il fiore. Un'orchidea Fiori airone bianca, bianchi. nel linguaggio dei fiori, rappresenta la frase "I miei pensieri ti guideranno nei tuoi sogni". Quindi l'ha messa Basil, la pianta, Sì. vicino alla tomba. E questo forse non dovevamo farlo. Oh, Sunny. Non mi aspettavo di trovarti qua. Ah. Come stai? Tutto bene? Ok, non importa. Nonna non può sentirci, sai? È da un po' che sta male. Sono già passati 4 anni, eh? È bello sapere che sei nuovamente in giro, anche se da poco. Ecco, prendi il mio album fotografico. Vorrei fossi tu ad averlo. Lo fido a te, ok? Forse lo userai più di quanto possa farlo io. Basil ti ha consegnato il suo album fotografico. Sono successe così tante cose da quando sono state scattate queste foto. A volte ho come la sensazione che sia stato tutto un incubo. Sai, penso di non avertelo mai detto, ma credo che ai tempi facessi le foto a ciò che avevo paura di perdere. Sfogliando le pagine di questo album puoi ancora percepire la felicità dei bei vecchi tempi. Magari un giorno le cose si sistemeranno e tornerà tutto come prima. Sunny, Basil, la cena è pronta. Sì, arriviamo. Andiamo a mangiare. La cena fatta in casa da Poli e Kel. Vuoi mangiarne un po'? Wow, è tutto squisito. Polly, sei la migliore. Oh, stai esagerando. Ho solo seguito le ricette della nonna. Oh, Piuttosto, Kel, ti No. ringrazio per l'aiuto. No. Dunque, come stavo dicendo, domani mio fratello Hiro tornerà finalmente dal college. Mia mamma sta impazzendo per sistemare casa. Non mi va di stare in mezzo a tutto quel casino. Mi fa ridere che Kel è in piedi e mangia con le mani. Cioè, Sì, proprio... un mostro.
Però pure io non vedo l'ora di rivederlo. Tutte le volte che torna, la prima cosa che facciamo è vedere chi è più alto. Questa è la volta buona, in cui sarò finalmente più alto di lui. Me la sento. Tu e tuo fratello sembrate molto affiatati. State bene. La famiglia è importante. Oh, ehi Sunny. Come mai l'album fotografico di Basil? Eh, Oh, beh, gliel'ho regalato. Ho pensato sarebbe stato più utile in mano sua. Wow, davvero? Carino da parte tua. Ha senso, visto che Sunny si sta per trasferirsi. Che- Cosa? ecco qua. Si trasferirà? Oh sì, penso di avertelo già detto. Mm, Devo essermi dimenticato. Mm. Se ne andrà tra 3 giorni, giusto? Perdonami, credo lo sapessi già. Oh, eh, no, deve Mm. essermi sfuggito. Scusate, ecco, posso assentarmi un attimo? Ho bisogno di andare in bagno. C'è il senso di colpa che lo sta divorando, per quanto mi riguarda. E gli prende? Oh beh, c'è poco da fare. Quando scappa, scappa. Un momento un attimo di... Mm. Eh, a seguirlo in bagno. Ok, no, è proprio andato direttamente veramente in in bagno. bagno, Ok. pure io Pensavo andavo fosse così. una finta. Ecco. Andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Oh, Non sei sei tu, tanto. Sunny. Sei qui, sono così contento. Puoi vederlo anche tu, vero? Quel qualcosa dietro di te. No, non stai Specchio. bene. No. Che vince. No, stavo un attimino riflettendo su una cosa. So che devo Eh andare sì. allo specchio. Lo so. Ah, era per... Ah, Questa forma qua. Mm. La forma che vediamo comunque pure poi nell'altro Sì. mondo. Ok. lui è quel qualcosa dietro di noi. Mm. Lui è il qualcosa che ci perseguita. Sia nel mondo psicocinetico che qua. Che qua. Sì. Stanni, perché? Perché sei così spaventato? Sunny, ora va bene, non è vero? Ti lascio capire cosa... il da farsi. Ah, Perché ho sei creduto così dobbiamo fare altro. spaventato? Il dialogo è partito e mo ce n'è un altro. Lo specchio di nuovo. Menù? No. Nell'equipment non c'è niente che potrebbe servire qua. Qualche oggetto, qualcosa nelle vicinanze? No. Io posso provare ad uscire? Vai, Aspetta. aspetta, ti prego, non abbandonarmi. Non di nuovo. Ah, Se provo a rientrare, ma non mi fa rientrare. Non Ok. vuole. Si poteva fare altro, Setti? No. E no. questa è la Ok. cosa peggiore di tutte. Il fatto che tu stai abbandonando il tuo migliore amico che sta avendo un attacco di panico, o comunque sta malissimo, Posso da chiamare solo, la e tu mamma? te ne vai. C'è qualcosa di più. Credo sia ora di tornare a casa. Il mio coprifuoco è passato da un bel po'. Andiamo, dai. Poli, se mai dovessi aver bisogno di me, questo è il mio indirizzo. Abito proprio in fondo a quell'isolato. Grazie, Kel. Sei un Esagera. tesoro. Oh, esageri. Saluta Basil da parte mia. Ah, Basil, oh Basil. Basil.
Oh, povero ragazzo, è sempre stato debole di stomaco. Speriamo si riprenda presto. Mentre quello sta avendo un attacco. Mm. Vede. Ehi. Beh, sì. Mi starete chiedendo che io sia... Vabbè. Ah, ok. Ah no, non era la mamma, era l'infermiere, è vero. Mm. Sto sbagliando qualcosa? Dici, France, Prego, dica. Oh, si è fatta notte. hai salvato. No, Dove adesso salvare? andiamo. C'è il cestino? Non c'era il cestino dentro. A me Tanto andiamo dobbiamo adesso, andare a non c'è casa. problema. Andiamo a C'è il casa. master, siamo al sicuro. No, certo. Casa di Aubrey. È Ma tu stai sveglia? esplorando tutte le case? Sì, stiamo dando uno sguardo mentre ci facciamo una Giusto, passeggiata giusto. verso casa. Diamo uno sguardo così, di qua tutto a posto. Che suona? Io ne soffro di attacchi di panico anche molto spesso. Mi sarebbe piaciuto vederli rappresentati in modo più interessante, ma il gioco non è ancora finito. In realtà, Ah, secondo me, è una maniera super interessante, senza sminuire in nessun modo. Allora, Essendo che ne soffro sinistra. anch'io, purtroppo. Mi associo anche eh, io al gruppo. Questa qua è una cosa molto, molto interessante, secondo me, perché quando in Qua un'opera, in qualsiasi cosa niente, viene affrontato la, qua niente. la questione di attacco di panico, viene sempre vista con Mm, ti devo stare vicino, sono qua, non ti preoccupare. Invece qua, cazzo, tu prendi e te ne vai via. Tu sei un pezzo di merda in questo gioco. è un Tu hai po' sì. accoltellato una tua amica Sì. e sei uno stronzo. Siamo tipo... come cazzo si chiamava? Mi dimentico sempre. Ah, oddio. È un gioco dove tu facevi... Era pure famoso, eri tipo il figlio di Satana che tu dovevi ammazzare tutta la gente in casa, eri un bambino. Come si sì, chiama? ti do $10. Lucifer. Era solo Lucifer. Mm, non lo so, Peppino. Non Comunque secondo me è sono... molto interessante come l'hanno trattato qua. Comunque il gioco non è finito, appunto io parlo di questa cosa. No, no, l'intenzione è molto interessante, la rappresentazione no. Ti faccio l'esempio della canzone di Lucius. Bo Burnham in Inside. Ciao Peppe, Gianmarco merda. Vabbè, ha Va detto bene, così. Francesco. Vabbè. Non mi insultare Gianmarcone, eh? No, ma Gianmarco Mella non l'ha scritto, Allora, tra l'altro. Vabbè. il senza tetto puzzolente mi ha dato l'orologio d'oro. Mm. Sì, adesso andiamo a casa, perché il fatto è Ok. che ci sono ancora 2 minuti da fare e quindi non vorrei che Mano No, non ti preoccupare, ce la a metà facciamo. delle cose che stiamo facendo dica devo andare. Stufa. Sì, che potrebbe succedere. Quella è la cosa. No, no, andiamo, mi preoccupare. Vai, Salvo entriamo in prima per casa. sicurezza, aspetta. Per sicurezza Ok, sì, ci salvo. sta. Ok. Ehi Sunny, grazie per essere uscito con me oggi. Mi dispiace per tutto il casino che è successo. Niente male come avventura, eh? Si vede che non parli con qualcuno da anni. Ma non preoccuparti, devi solo fare pratica. Comunque sia, Hiro domani tornerà dal college e vorrà sicuramente vederti prima che tu parta. Quindi, se non ti dispiace, domani ripasserò da te. Buonanotte, Sunny, e sogni d'oro. Chi è aracnofobico qua? Mm, Io no. Peppino, Peppino, non guardare. Se ti ha parlato di aracnofobia. Quindi è meglio se non guardi, sa, Già. Peppino. Sì, 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 No, sì, sì. non è proprio il massimo. Ok, cosa ti ha scatenato a te, Sanni, tutto questo? Cioè, è passata una bella giornata, sei tornato a casa. Più bella. Si è menato per metà di questa. Cioè, bella se togli gli imprevisti, oh, quelli capitano. Poi te lo sei voluto tu che cammini col coltello in giro per la città, tacci tua. La paura di restare a casa da solo? Coltello. Quanti cazzo di coltelli c'ha a casa sto qua? Solo coltelli. Vedi se sei equipaggiato.
Sì. Aspetta, fammi leggere una cosa, aspetta. Rimettilo. Sembra stato usato un po' di È volte. stato usato un po' di volte. Mm. Da intendere un po' libera interpretazione. Ma adesso possiamo aprire la ragnatela qua. Ah, Posso dirti, osserva bene questa stanza. Allora, l'esserino è qui. Mi è apparso un c'è- occhio. Sì. Eccolo sì. là. Hai visto che c'è un... C'è C'è una una porta stanza là. illuminata. Sì, c'è la C'è una porta porta illuminata. illuminata. Io quella stavo cercando di raggiungere, ma non ci sono Tipo porta di ingressi. camera di No, Hogwarts, non ci sono ingressi. Vabbè, l'importante è che ti ricordi che lì c'è una Sì, c'è porta. una porta illuminata. Mm. Tua sorella. Giuda, vaffanculo. Sono cagato addosso. No. Eccoti Eccolo. qua. Tu che dalla forma, tu cosa sei in realtà? Dimmi quello che vuoi, almeno ci fai capire qualcosa. No. Certo. Grazie. Grodol Grazie. Oh? e Marie. Ok. Per il taglio di capelli. No, Mm. il problema questo è C'è qualcosa di molto è brutto il dietro. senso di colpa anche di Sunny. Quindi noi abbiamo fatto qualcosa. Noi come Basil abbiamo fatto qualcosa. La colpa probabilmente forse è anche nostra. Perché è morta nostra sorella. Ed è cambiato tutto il menu. In questo momento ti stai cacando nel puzzo. Sì, Se ci fai Ande caso. proprio nelle mutanze. Mm. è inefficace. Questo è il solito Allora, script. calma. Calma, Dobbiamo fare questo. E calma. sangue. Calmiamoci un attimo. Calma. Yeah. Cosa fai? Qualcosa sta provando a parlarti. Eh. Parla. Guarda. Torniamo calmi. Io non attacco te, tu non attacchi me. A posto. Però tu c'hai un attimino. Ma puttana. Sebbene che questo non ti porterà da nessuna parte. Tanto costa zero. Ultimamente ti è successo di tutto, ma devi riuscire ad ignorare le cose futili e concentrati su quello che è davvero importante. Così attacco non si fa niente. Mm. Ricordi Concentrarti. come concentrarti. Concentra. Il prossimo attacco di Sun infliggerà più danni. Vediamo. Questa è la cosa che ha scatenato la paura dei ragni. Mm. Un ragnetto. E non c'è più. Vincenzo, ti ricordi cosa ti Dimmi. ho detto prima? Qua sotto le La, scale? la porta. Sì. Andiamo a interagire dove c'è, dove ci sarebbe stata quella porta. Era qua. Qua. Non c'è nulla qui. Mm. È un po' strano, no? Se ci pensi. Sì, non dovrebbe uscire un prompt su un muro vuoto Non dovrebbe random. uscire un prompt. Però giustamente noi l'abbiamo C'è una vista. stanza murata qui dietro. Sì. C'è un'altra stanza forse là dietro. Di Non qua c'è no. nulla lì.
Lì lui non vuole proprio andare. Bene, Bisogna ancora andiamo a scoprire. salvare. Nella stanza della mamma mi sembra che si potesse salvare. Eccolo qua, ok. Bisogna scoprire molto. Ok, salvato. Salvo sempre 2 volte per sicurezza, non sia mai. Abbiamo fatto tutto. Perfetto. Siamo riusciti a finire il... Porco Giuda ritorna in salotto prima di chiudere. Ah, Mi sono cagato addosso. ok. Andiamo in salotto. Mi sono cacato addosso. Stavo facendo i saluti finali mentre esploravo. Mi sono cacato addosso. Ok, dove? C'è un'ombra Come? dietro al vetro C'è l'ombra di Basil che ci spia. là fuori. Dietro al Era. vetro qua. Sì, Sono cacato addosso. sì. Non è buono. Non è buono. No, Secondo no, me la no. prossima puntata inizia con un attimo di Vabbè, noi lo caghetto, accoltelliamo come abbiamo sempre risolto i conflitti qui. Prendi il coltello, a pizza nella pancia. Controlliamo se c'è Aspetta. il coltello, no? C'è ancora? No, Fanculo. Però vabbè, ci sta. no, però è Sta. Basil. Sappiamo che è fuori ed è un Io attimino lo alterato accoltello dagli comunque. eventi. No, 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 senza coltello. Non mi sembra Senza così. coltello. Io Senza. aggredisco subito. No. Dai, Allora. dai. E Fatto. abbiamo finito per oggi e la prossima volta continueremo e sappiamo tutti dove starà andando a parare adesso, cosa succederà. Non La nella storia, ma situazione è brutta. adesso dove andremo. Eh, Quindi ci sarà un altro bel po' di RPG dopo questa parte beh, di storia. forza. Adesso ci sarà. Ritorniamo da Omori e i nostri amici dalla prossima Dove puntata. tutto è bello. Sì, sì. Oddio. No, A lì questo è... punto col senno di poi, Ma, aspetta un attimo. ma lì è tutto bello. No, 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 È ma tutto assolutamente. roccioso. Assolutamente. Perfetto, Assolutamente. grazie mille come sempre allora. Grazie a voi. Grazie, Master. Poi comunque ci sentiamo in Siete questi stati giorni e vedo di bravissimi. contattarti domani. Sì, e comunque oggi quello che ha tirato fuori la teoria più come cazzo ti è uscita fuori dal cervello questa cosa, i punti tutti quanti vanno a Vincenzo. Vincenzo oggi ha detto una cosa veramente fuori Hai di buttato testa. bomba. Mo chissà che cazzo hai detto. Valla a capire. Sì. Mo che cazzo hai detto? Beh, però Sono è curioso. nell'aria, è da qualche parte in Sono qualche curioso. cartella. Molto. Molto. Sì, Va bene, allora ragazzi, buonanotte a tutti, buonanotte buonanotte Francesco e ragazzi. dovrò prendere per il culo Sir che tutte le sere ci chiede Omori, noi Ci chiede facciamo Omori, Mori. oggi non ci- Non è venuto. Mi dispiace. Ma Si dovrà così. recuperare il VOD. Così. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi.